Buonasera a tutti, benvenuti al nostro non so più quarto, quinto appuntamento dei seminari del Centro Studi Rive. Oggi insomma viaggeremo spostandoci indietro nel tempo fino all'inizio del Seicento e in compagnia di due ospiti, due giovani studiosi che si sono appunto offerti di regalarci questo bel seminario su poi insomma un aspetto direi piuttosto interessante, che farà dialogare il tema appunto delle cerimonie pubbliche con quello dell'architettura. Prima di presentarvi l'intervento dei nostri ospiti e anche insomma raccontarvi un po' della loro storia, mi preme informarvi che finalmente il sito internet del Centro Studi Rive è online. Vi copio sulla chat l'indirizzo, che così potrete visitare facilmente. E appunto passiamo a questo punto al tema di oggi. Il seminario di oggi si intitola L'entrata di Morosini nel 1597, il cantiere della corte di Palazzo Ducale nel primo Seicento. Assisteremo a un dialogo tra appunto due giovani studiosi che sono Maria Adanc, laureata in storia nel 2016 all'Università di Verona, con una tesi dedicata a Francesco della Torre, un personaggio molto interessante che appunto si collega da un lato alla Villa della Torre di Fumane in Valpolicella e dall'altro poi insomma la sua partecipazione a un circolo di letterati, artisti e simpatizzanti di dottrine eterodosse. E su questo tema Maria Adanc ha pubblicato anche un articolo sull'annuario storico della Valpolicella nel 2017. Adesso Maria si accinge a completare una tesi di dottorato che ha per titolo I Grimani di San Luca e le loro cose: potere, identità, relazioni sociali, lusso, cultura materiale in un contesto familiare dell'elite veneziana tra XVI e XVII secolo, sotto la direzione del professor Bizocchi. Una tesi che, se non sbaglio, conduce all'Università degli Studi di Pisa. Esatto, Maria, vero? Nicolas Moucheron invece si è laureato all'Università di Paris-Belleville con una tesi dedicata al ruolo di Fra Giocondo nel cantiere del ponte di Notre-Dame, e invece per il suo dottorato di ricerca si occupa di Palazzo Ducale, in particolare di Palazzo Ducale nel primo Seicento, con una tesi diretta dalla professoressa Elisabetta Molteni e da Pascal Dubourg all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Io lascerei immediatamente la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta per questo generoso contributo al seminario Rive. Prima credo parlerà Maria, giusto? Esatto, sì. Comincio io e intanto volevo ringraziare tutti per la presenza e soprattutto Valentina Sapienza per questa opportunità e per la fiducia. Ecco, e nonostante il mio intervento avrà un taglio più storico, spero insomma di non annoiare e che sia un'occasione di confronto utile anche per me. Ecco, condivido il mio schermo. Eccolo qui. Lo vedete? Ok. Allora, questo intervento in realtà è parte di una più vasta indagine sui Grimani di San Luca, come avete sentito, che è argomento della mia tesi di dottorato e che appunto consegnerò il mese prossimo. Partendo infatti dal fondo Grimani e Barbarigo presente in Archivio di Stato Venezia, un fondo non inventariato, ho ricostruito la storia di 2 generazioni dei Grimani di San Luca. Da Girolamo, che fonda il ramo e costruisce il palazzo sul Canal Grande, a Marino, poi Doge, e suo fratello Almorò, con un'attenzione particolare alla cultura materiale della famiglia e quindi a vesti, gioielli, arredi, quadri e altri oggetti della vita privata e pubblica tra metà Cinquecento e inizio Seicento. Ecco, oggi io e Nicolà ci soffermeremo solo su un momento di questa storia, ovvero l'entrata trionfale della moglie del doge Marino Grimani in Palazzo Ducale all'inizio del mese di maggio del 1597. Un evento molto celebre che ha prodotto una quantità notevole di documenti iconografici a stampa ed è stato quindi studiato e commentato già da diverse angolazioni anche di recente. Ecco, quello che ci proponiamo di fare oggi però è andare un po' dietro le quinte di questo evento. Una cerimonia tanto rara e complessa, infatti, consente, come si vedrà, notevoli spazi di manovra, ovvero permette a singole categorie, come le arti, o a singoli individui,
di trovare una rara vetrina per esprimere personalità, idee e progetti. Ecco, inizierò io col fornire una rapida cornice di contesto. Che cos'è la cerimonia di entrata della dogaressa, quali sono le sue caratteristiche, quanto spesso si registra nella storia veneziana. Poi in secondo luogo invece mi soffermerò brevemente su due momenti di questa cerimonia che consentono di conoscere un po' meglio Morosina Morosini, la dogaressa, gli elementi che rimandano al suo castello in Istria e poi la consegna della Rosa d'Oro. Terzo, farò un rapido accenno al rapporto tra Marino Grimani e le arti. Ecco, prima di iniziare, alcune precisazioni molto rapide sulla figura della dogaressa. Tutte ben note, però sarà utile tenerle a mente visto che parliamo di una cerimonia. Infatti, a differenza di regine, principesse, duchesse o altre mogli di regnanti, le mogli dei dogi di Venezia non svolgono la funzione più importante, cioè non forniscono l'erede al trono. Se già la figura del doge è particolarmente ambigua, come tutti ben sappiamo, al tempo stesso è principe di Venezia e semplice primus inter pares, a maggior ragione lo è la dogaressa, che diventa tale non per meriti, ma semplicemente perché la moglie di, un po' come una first lady in una repubblica di oggi, ecco. E questo ruolo, tra l'altro, termina nel momento in cui il marito muore. Lei e i membri della famiglia che abitano in Palazzo Ducale hanno 3 giorni per liberare il palazzo dalle loro cose e far posto al doge successivo. Qual era dunque la funzione della dogaressa? Si può poi parlare di una funzione pubblica? La maggior parte degli storici ha concluso di no. Nelle cerimonie solenni il doge si presenta sempre con la signoria, cioè con i nobili che assieme a lui ricoprono le maggiori cariche dello Stato. Ed è un corteo sempre tutto al maschile. La dogaressa non compare mai in questo gruppo. L'elemento più importante che la riguarda è proprio questa cerimonia d'ingresso in Palazzo Ducale, l'entrata. Una festa solenne che è consolidata già nel 300 e che nel 500 raggiungerà il culmine dello sfarzo con le dogaresse Zilia Dandolo Priuli nel 1557 e appunto la nostra Morosina Morosini Grimani nel 1597. Su questi rari eventi che nemmeno tutte le dogaresse vivevano abbiamo cronache e materiale iconografico. Al contrario, su ciò che accadeva quotidianamente in Palazzo Ducale e quale fosse la vita quotidiana della dogaressa o delle altre donne di palazzo, non sappiamo praticamente nulla. Ecco, non entro nei dettagli sull'origine dell'antica cerimonia medievale, che è stata variamente interpretata, ma in ogni caso possiamo dire che nel 300 e 400, dopo una serie di banchetti, talvolta giostre, festeggiamenti, balli connessi, diciamo, all'elezione del doge, queste feste si chiudevano come un culmine, insomma, con l'entrata della consorte nel palazzo pubblico. La seconda precisazione è che non sempre c'è una dogaressa in Palazzo Ducale. Poiché si arrivava alla carica di doge in tarda età, ed erano spesso già vedovi o celibi, e a volte non c'era affatto una moglie vivente. E così nei 3 secoli, dal 1200 al 1500, notiamo che quasi ogni doge aveva moglie vivente, nei 3 secoli successivi invece le dogaresse sono solo 10. E anche questo ovviamente influisce sulla frequenza con cui si tenne la cerimonia di entrata. Così, quando nel 1557 fece la sua entrata la dogaressa Zilia Dandolo, moglie del doge Lorenzo Priuli, erano trascorsi ben 70 anni da quando l'ultima volta si era tenuta una simile cerimonia. E le fonti confermano che ci fu uno sforzo notevole da parte della signoria in quell'occasione per recuperare l'ordine e il modo di quell'antica tradizione. In sostanza si cercarono i protocolli rituali, le tappe precise che scandivano i 3 giorni della cerimonia e anche i dettagli relativi all'abito della dogaressa. Non a caso ritroviamo infatti in apertura al primo registro dei cerimoniali del collegio in Archivio di Stato alcune miniature delle dogaresse in abito d'oro. Seguono poi altre miniature con abiti a lutto e sul cataletto funebre. In sostanza il testo del protocollo e assieme alle immagini avrebbero garantito che in futuro non si perdesse più memoria sul modo di procedere nel caso in cui ci fosse dogaressa in palazzo. Ecco, questa del 1557 potremmo chiamarla invenzione della tradizione per certi versi, perché sebbene guardasse alle entrate del 400 e riprendesse pari pari la scansione delle giornate dagli antichi modelli, questa fu l'occasione per introdurre alcuni elementi del tutto nuovi, nell'abito per esempio.
Qui al centro intravediamo il corno ducale della dogaressa, un po' più piccolo di quello del doge, che viene introdotto proprio in questa occasione e sostituisce una più generica cuffia, un copricapo, usato dalle dogaresse nel 400. Ma l'entrata del 57 fu anche l'occasione per riproporre questa antica cerimonia con una pompa e una magnificenza mai viste prima. Per la prima volta, per esempio, fu commissionato un arco di trionfo, del quale purtroppo non abbiamo fonti iconografiche. Probabilmente però era eretto su un modello di quello previsto per il passaggio di Bona Sforza a Padova nel 1556. Un elemento di novità, un elemento in linea con il più aggiornato linguaggio di corte, un'architettura effimera che accoglieva la processione nella piazzetta, alterando lo spazio cerimoniale. Ed era anche, diciamo, l'unico elemento che in un modo più spiccato celebrava anche le casate di doge e dogaressa. Ecco, ora finalmente invece passiamo al 1597, perché a differenza dell'entrata della dogaressa Zilia Dandolo Priuli, stavolta le fonti a disposizione erano molte. Il protocollo era chiaro, così come erano chiare le tappe previste dalla tradizione. Anche sull'abito c'erano pochi dubbi e anche l'introduzione dell'arco trionfale nella scenografia dell'evento era ormai una prassi. Le grandi tele commissionate dai Grimani in questa occasione, così come le incisioni di Giacomo Franco o di altre fonti iconografiche, permettono di seguire da vicino, anzi quasi di partecipare a quello che fu certamente l'ultimo grande trionfo del Cinquecento. Ecco, 40 anni prima, per l'imbarco della dogaressa Zilia Dandolo, fu necessario edificare un ponte provvisorio presso l'abitazione privata dei Priuli, perché il Bucintoro potesse avvicinarsi alla casa. Nel caso dei Grimani di San Luca, invece, nel 1597, non solo il ponte non fu necessario, ma il maestoso edificio offriva la cornice perfetta per dare il tono alla cerimonia. Forse è la maggiore e più bella casa di questa città. Si legge in un resoconto vicino ai Grimani. Anche la processione acquatica sul Canal Grande, se da un lato riprendeva la tradizione con i bergantini delle arti adornati di seta e tappeti, al tempo stesso si discostava dalla tradizione, sia per la magnificenza e la pompa, ma anche perché proponeva un imponente teatro del mondo. Un attimo solo, eccolo qua. Un imponente teatro del mondo che non mancò di stupire per la novità della cosa e per la sua iconografia particolarmente audace. Aveva un esplicito riferimento sui due fianchi a San Marco che incorona prima il doge e poi la dogaressa. Ecco, all'arrivo in piazzetta, dopo lo sbarco, la processione del corteo riprendeva quasi alla lettera il modello del 1557. Per le arti questa era una vetrina davvero importante. Dopo i 300 bombardieri che guidavano il corteo, seguivano 900 giovani delle arti, alcune con lunghe vesti di raso, damasco e seta nera, altri con vesti di seta colorate, sempre 2 a 2, e ogni compagnia aveva il suo alfiere superbamente vestito di seta ed oro. Pareva un esercito fiorito, ci dice una fonte. Poi seguivano i tamburi, le trombe, i pifferi, poi gli scudieri del doge e finalmente il corteo delle dame. A cominciare dalle più giovani, che qui vediamo vestite di bianco, di seta bianca con cordelle di argento ed oro e ventagli con bianchissime piume dal manico d'oro, e poi le donne più mature, in ordine di età. E i colori delle loro vesti rispecchiavano proprio anche l'età, e quindi in verde, in rosa, in paonazzo e così via. Al collo avevano un vezzo di grosse perle, una cintura d'oro e monili d'oro alle braccia. Ecco, la dama che vediamo alla sinistra della dogaressa è Ludovica Hofer, moglie dell'ambasciatore cesareo Raimondo della Torre. Anche lei aveva al collo un grande gioiello ed era piena di gemme, con una veste di velluto nera tutta ricamata, sulla quale questi gioielli ovviamente spiccavano in modo perfetto. E la dogaressa invece, proprio come voleva il protocollo già dal 1557, era vestita tutta di panno d'oro. Manto d'oro, corno d'oro, zoccoli d'oro, e qui intravediamo perfino il velo sottilissimo di seta bianca con il filetto d'oro attorno, di cui parlano le fonti. Ecco, la croce invece di diamanti finissimi, che qui intravediamo appena, ma in altri ritratti si vede molto bene, sappiamo dai libri di conti di suo marito che era proprio un dono del doge e ricevuto qualche mese prima.
e per il quale Marino aveva speso ben 1200 ducati. Davanti alla dogaressa, ben visibili, forse ecco si vedono meglio qui, ci sono i due nani, il nano e la nana, che ovviamente non sfuggì ai molti occhi presenti che si trattava di un esplicito riferimento alla vita di corte. Ecco, potrei continuare a raccontare della cerimonia in San Marco e del passaggio della dogaressa tra gli allestimenti delle arti nelle varie stanze del palazzo, sempre secondo l'antica consuetudine, certo, ma con infiniti nuovi dettagli, con ornamenti originali e sfoggio di oggetti lucenti e lussuosi. Per non parlare dei confetti, delle figure di zucchero che arricchivano le colazioni. Perfino le salviette erano ripiegate a forma di fontane, di navi, di uccelli e di altri animali. E poi le danze, i banchetti dei giorni seguenti, la musica e la giostra navale. Ecco, non mi soffermo su tutto questo, in parte perché ne ricaveremo un'idea, una conferma ulteriore della magnificenza e di un lusso senza precedenti, di una pompa incredibile. E poi perché su alcuni di questi aspetti dirà qualcosa Nicolà dopo di me. Ma soprattutto, come dicevo in apertura, oggi vorremmo dare uno sguardo diciamo dietro le quinte dell'evento. Come notava Matteo Casini ormai diversi anni fa, è proprio la cerimonia di entrata della dogaressa ad essere più flessibile, proprio per la sua rarità, rispetto alla cerimonia di elezione del doge. Una cerimonia complessa, con diverse persone dietro le quinte, tantissimi attori coinvolti e notevoli spazi di manovra, e anche diversi piani di lettura. Marty Van Gelder di recente si è soffermato su uno di questi possibili piani di lettura, sostenendo che in questa occasione, anche se per un breve momento, Marino Grimani fece pressione per alterare lo spazio civico con un chiaro messaggio politico che includeva anche il popolo. Io invece dirò brevemente due cose sulla dogaressa, Morosina Morosini, in parte per renderle giustizia, perché sembra che sia vissuta solo 3 giorni, non si sa nulla di lei né prima né dopo, solo questi 3 giorni si ricordano, e in parte perché dopo 3 anni, diciamo, trascorsi in totale immersione tra le carte di famiglia e le loro cose, rileggendo questo evento, questa cerimonia, sono 2 gli aspetti che più chiaramente parlano di lei all'interno di questa collettiva e grandiosa esibizione generale di lusso e sfarzo. Primo, la scelta dell'accompagnatrice. Perché è vero, Ludovica, appunto la donna vestita in nero accanto a lei, è la moglie dell'ambasciatore Cesareo. E probabilmente la maggior parte del pubblico presente avrebbe colto questo aspetto. Era logico chiedere a lei di accompagnarla, dato che la donna abitava a Venezia per il lavoro del marito, ed era, come dire, un personaggio pubblico, moglie di un diplomatico. Eppure da alcune lettere scopriamo che fu proprio la dogaressa a chiederglielo, desiderava lei. E infatti, a ben guardare, c'è qualcosa in più che accomuna Morosina, ma anche sua sorella Angela, a Ludovica e sua sorella Chiara. Qui le vediamo bene perché camminano in coppia. La dogaressa con Ludovica, la sorella della dogaressa con la sorella dell'accompagnatrice. Infatti Ludovica e Chiara Hofer avevano ereditato il castello di Duino in Friuli, un appetitoso feudo per ottenere il quale il conte Raimondo della Torre aveva sposato sua cugina Ludovica contro la volontà del padre, suscitando un grosso scandalo. Le 2 sorelle veneziane, la dogaressa e la sorella Angela, a loro volta, poiché l'unico fratello era morto in tenera età, avevano ereditato un vasto castello con feudo in Istria. Era questo il pezzo forte della dote, quando nel 1560 avevano sposato i fratelli Grimani. Anzi, propriamente non era una dote, è proprio un'eredità in questo caso. E non si trattava solo di un bene dal cospicuo valore economico. I Morosini erano fortemente attaccati a quel castello. Lo conferma una nutrita e molto bella documentazione del fondo. E uno scorcio del borgo di San Vincenti, tra l'altro, lo intravediamo anche nel ritratto che della dogaressa fa Leandro Bassano. Morosina, stando alle fonti, probabilmente a San Vincenti non ci andò mai di persona. Eppure quel luogo è parte della sua identità e negli anni, questo emerge molto bene dalle carte, lo diventa sempre di più. Durante la cerimonia di entrata, un riferimento esplicito al feudo si trova sull'arco effimero, nell'angolo dalla parte di Nettuno, dove l'arma dei Morosini della Sbarra, inquartata con quella dei Morosini della Croce di Sant'Angelo,
rimanda a Pietro Morosini, conte di San Vincente in Istria. Ma anche i 40 compagni, qui è più, come dire, originale secondo me l'elemento che rimanda al feudo, i 40 compagni nobili che hanno organizzato la festa e che sfilano vestiti di nero, beh, sono accompagnati ciascuno da una coppia di servitori con vesti alla croata, ovvero di seta verde, sparsi questi abiti di tronchi d'oro pieni di foglie, bottoni e cordelle d'oro, e portano bastoni rossi con le insegne del principe e della principessa. Ora, un costume alla croata nei colori rosso e verde, in effetti nel volume di Cesare Vecellio lo troviamo, però questi tronchi d'oro con le foglie d'oro, ecco, sono più un omaggio alla ricchezza dei boschi di San Vincenti che un rimando ad un costume nazionale, per la verità. Simbolicamente, in qualità di servitori, è quindi presente in questa cerimonia anche la componente dei sudditi del feudo istriano. Ecco, quando poi Morosina rimarrà vedova e dovrà lasciare Palazzo Ducale, non farà come altre dogaresse che l'avevano preceduta. Non andrà in convento e non si ritirerà ad una modesta e tranquilla vita privata. Quando tornerà a vivere nel soler di sopra del palazzo in San Luca, Morosina gestirà direttamente il feudo istriano. Tutta la parte economica, ma anche l'amministrazione della giustizia, reati minori e maggiori. E si firmerà sempre, anche in questo caso, come la dogaressa. Il secondo aspetto che invece la caratterizza, e stavolta non è un elemento secondario ma è cruciale nella cerimonia, è la consegna della rosa d'oro. Morosina fu la prima e unica dogaressa a ricevere un simile dono da parte del Papa. Un oggetto fortemente simbolico, generalmente riservato a sovrani, monasteri, città o nel caso di donne, a regine, duchesse, reggenti. Quando la Serenissima l'aveva ricevuta in precedenza, la rosa d'oro era destinata più genericamente alla Repubblica. In questo caso, la coincidenza tra la quarta domenica di Quaresima, quando il pontefice benedice la rosa, e la cerimonia di entrata della dogaressa, fece sì che il Papa decidesse di inviarla proprio alla moglie del Doge di Venezia. Sì, diciamo, per consolidare le relazioni tra Venezia e Roma, però era anche un modo per riconoscere in modo molto particolare i meriti della dogaressa e la sua nota devozione. Ecco, mi sono chiesta a lungo, soprattutto all'inizio della ricerca, da chi fosse partita questa idea, se ci fosse lo zampino del Doge dietro o qualcun altro avesse fatto pressioni perché questo dono arrivasse a puntino durante la cerimonia per la dogaressa. Invece pare proprio che l'idea sia partita dal Papa, probabilmente con la mediazione o su suggerimento del cardinale Aldobrandini. Fatto sta che la rosa arrivò piuttosto a sorpresa e tutto fu reso noto solo pochi giorni prima di iniziare la festa. Ora, non abbiamo il tempo di esplorare nel dettaglio il contesto, diciamo, dietro questo dono a sorpresa, però la tensione all'interno, soprattutto di una parte del patriziato, era molto accesa. Leonardo Donà, per esempio, era una furia, perché tra tutti gli elementi di contesa, tutti gli elementi troppo regali, troppo nuovi, troppo espliciti di un certo linguaggio di corte, beh, questo della rosa era uno dei più densi di significato. Quanto alla dogaressa, e qua ci avviciniamo di più a lei, il nunzio apostolico in una lettera riferì che quando lei venne a sapere che era in arrivo la rosa benedetta, di cui cito, cioè un favore non più fatto ad alcuna delle altre dogaresse, sentì un'allegrezza sì grande che non capiva in se stessa e sente questa della rosa più che tutte le altre feste e tutti gli altri onori che si apparecchiano di fargli in questa sua pubblica traslazione dalla casa privata al palazzo pubblico, le quali feste cominceranno domani con apparati e pompe assai straordinarie. E qualche giorno dopo, quando la cerimonia era ormai conclusa, il nunzio scriveva di nuovo della consegna della rosa. La dogaressa ne ha presa tanta consolazione che tutte le altre feste e solennità che con gran pompa e grandi apparati la città ha fatto in suo onore, gli sono parsi di gran lunga inferiore al favor di questa rosa. Migliaia di persone videro la cerimonia di entrata e vi parteciparono, più o meno da vicino, più o meno intensamente.
dai popolani ai nobili, dai veneziani ai forestieri, i piani di lettura di un evento di questa portata variano notevolmente a seconda di chi lo guarda e di come lo guarda. Tra tutti gli onori, tra tutti gli elementi tradizionali e di novità, per la dogaressa, la diretta interessata, la consegna della rosa pare il momento culminante. Non solo perché inedito, mai riservato ad alcuna consorte di doge prima di lei, ma inedito era anche il riconoscimento individuale indirizzato alla sua persona e non al doge, non alla città. Non a caso di tutta la cerimonia, e questa è la scena immortalata poi nel bassorilievo bronzeo del monumento funebre nella chiesa di San Giuseppe di Castello, perché gli eredi della dogaressa, questo fu un compromesso, dovettero restituire al tesoro di San Marco il prezioso oggetto alla morte della dogaressa, ma sarebbe rimasta memoria di questo oggetto e di questo evento per sempre. Ecco, ora lasciamo un attimo da parte la nostra Morosina Morosini e rapidamente guardiamo questo evento di nuovo da un'altra angolazione, spostandoci verso il punto di osservazione che poi seguirà Nicolà. Del doge è stato detto molto, infatti, la sua ambizione, la sua posizione all'interno di un patriziato particolarmente diviso, le sue inclinazioni populiste di recente, particolarmente evidenti durante la sua elezione a doge. Eppure, man mano che analizzavo i libri di conti di famiglia, emergeva anche un altro profilo di Marino Grimani. Dal 1575 al 1605, Marino annota o fa annotare minuziosamente ogni entrata che proviene dai suoi molti possedimenti e ogni spesa che compie. E se grazie a questo Michel Hochmann in un saggio del 1992 riuscì a ricostruire puntualmente la rete di committenza di Marino Grimani, mettendo in luce il suo mecenatismo e i nomi illustri dei pittori e degli scultori preferiti, questa rete va ora messa in un quadro più ampio. Accanto ai nomi di Tintoretto, Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Giulio del Moro, Paolo Veronese e altri, infatti, si aggiungono decine e decine di altri nomi. E non sono pittori, non sono scultori, sono sarti, sono drappieri, sono tintori, sono caleghieri, sono merciai, ricamatrici, baroteri, fabbri, orefici, ma anche intagliatori, spezieri e molti altri professionisti. Tutti artigiani altamente specializzati che per anni entrano e escono dal Palazzo di San Luca. Marino annota i loro nomi, dove hanno bottega, talvolta la provenienza. Annota i dettagli degli oggetti che acquista, non solo quanto spende. Sono gli anni in cui il palazzo di nuova fabbricazione si arricchisce di arredi, di arazzi, di quadri, di sedie, di oggetti, tutti di grande raffinatezza. E sono anche gli anni in cui nel nuovo palazzo di San Luca si festeggiano per ben 10 feste di nozze, tra figli e figlie di Almorò e le figlie di Marino, eventi ai quali contribuiscono numerosi professionisti della città. Ed ecco quindi che si crea una mappa delle eccellenze della città, una mappa del mercato del lusso. Marino Grimani conosce i prodotti di punta di questo mercato e sa dove procurarli. Ma non si tratta solo di cose, perché molti di questi nomi li ritroviamo per anni, sono i suoi fornitori di fiducia. E questo anche il contesto della relazione tra Marino Grimani e i professionisti delle arti. È vero, la cerimonia era piuttosto standard in questo, era una vetrina per le arti e in modo molto simile avevano allestito le stanze del palazzo anche nel 1557. Eppure in questo caso si tratta di uomini e donne che con la loro expertise materiale avevano dato forma al lusso di famiglia e avevano contribuito a conservarlo. E anche su questo aspetto la cerimonia del 1597 può dirci qualcosa. Ed è su questo anche che io lascio a Nicolà. Buongiorno a tutti, grazie Maria. Condivido lo schermo. Ecco, devo tornare all'inizio. Allora, potete vedere lo schermo?
Sì, posso. Grazie mille, grazie Maria per questa prima parte della presentazione. Vorrei per conto mio concentrarmi su 3 dispositivi spaziali che Morosina Morosini incontra lungo il percorso d'ingresso nel Palazzo Ducale: l'Arco di Trionfo, il Teatro del Mondo e la giostra in Piazza San Marco. Vorrei discutere dei rapporti di questi dispositivi con le trasformazioni architettoniche del Palazzo Ducale nel primo quarto del Seicento. La mia tesi è che nel 1597 comincia attorno all'organizzazione di questa festa un sodalizio tra il doge Marino Grimani e Antonio Priuli, che verrà coinvolto per 20 anni nel cantiere di Palazzo Ducale. Allora, il primo elemento che accoglie Morosina Morosini quando sbarca in piazza è un arco di trionfo allestito dall'arte dei Beccari, i macellai di Venezia. Nel 1557 questa corporazione aveva allestito in onore di Zilia Dandolo Priuli una loggia addossata alle beccherie, che potete vedere qua sulla sinistra della piazzetta. L'arco di trionfo del 1597 si trova invece isolato lungo la riva di fronte al bacino. Dei dispositivi simili di archi di trionfo sono documentati a Venezia negli anni 70 del Cinquecento. Un arco viene ad esempio eretto a Rialto dopo la vittoria di Lepanto. Nel 1574, in occasione della visita di Enrico III a Venezia, Andrea Palladio fornisce il disegno dell'arco di Settimo Severo come modello per l'arco eretto al Lido. Nel 1597 le singole arti si rivolgono invece a dei colti cittadini per progettare gli adobi della festa. L'architetto Vincenzo Scamozzi è coinvolto nella preparazione della festa e il maestro di cerimonie del doge fornisce probabilmente delle indicazioni generali, ma le arti conservano un notevole margine di manovra nella progettazione degli adobi. Un disegno per l'arco di Morosina Morosini viene commissionato dai Beccari al miniatore pubblico Bernardino Fogari. Non è una scelta sorprendente quella di un miniatore. Dal primo Cinquecento i frontespizi miniati delle commissioni ducali si ispirano agli archi di trionfo. Su questa slide potete ad esempio vedere una ripresa diretta dal frontespizio dei 4 libri di Palladio nella miniatura che apre una commissione ducale degli anni 70 del Cinquecento. Bernardino Fogari impagina su una superficie bidimensionale i vari elementi del programma iconografico redatto dall'avvocato dei Beccari Attilio Faccio. Giovanni Rotta descrive questo avvocato come un uomo molto intendente dell'architettura e dell'istoria grandemente versata. Una settimana prima della festa vengono consegnate agli gasti delle singole arti le chiavi dei tribunali del Palazzo Ducale. Una tale fiducia si contrappone alla situazione insurrezionale che si era osservata in piazza pochi anni prima, durante le settimane dell'elezione di Marino Grimani. Sotto la pressione dei popolani che occupavano la piazza, acclamando il Grimani, Leonardo Donà aveva ritirato la propria candidatura. Il popolo infervorito si era introdotto nelle logge del palazzo e aveva saccheggiato i tribunali, recando centinaia di ducati di danni. Le bancarelle della Fiera della Senza erano anche finite in grandi roghi accesi dal popolo in piazza San Marco. La sfilata ordinata degli rappresentanti delle arti dietro la dogaressa nel 1597 mette invece in scena una relazione pacificata tra il popolo veneziano e il suo doge. La processione in piazza segue lo stesso percorso della processione del Corpus Domini. Viene protetta dallo stesso baldacchino che possiamo osservare in questa incisione di Giacomo Franco. La dogaressa attraversa la piazzetta, gira intorno alla piazza
e entra in basilica dalla porta sinistra. Giura nelle mani del primicerio di San Marco di osservare la sua promissione e il percorso prosegue nel palazzo. All'interno del palazzo ducale il percorso della dogaressa si separa di quello seguito abitualmente dalla processione del Corpus Domini. Invece di salire nel coro di San Marco e di uscire dalla porta di San Clemente, che abbiamo qua in fondo alla Corte dei Senatori, non so se si vede la freccia. Sì, Nicola, si vede molto bene. Si vede, allora. Abbiamo qua in fondo alla Corte dei Senatori la porta di San Clemente, che viene utilizzata in occasione della processione del Corpus Domini, mentre la dogaressa utilizza il grande portale sud della Basilica, in asse del transetto, che comunica direttamente con l'Ondito Foscari. Si tratta del percorso usato prima di Morosini da Gilia Dandolo Priuli e ancora prima da Dea Morosini, moglie del doge Niccolò Tron, che fa la sua entrata nel palazzo nel 1472. È necessario spendere alcune parole a viene realizzato nella seconda metà del 400 innanzitutto come rinforzo strutturale del fianco sud della basilica. L'Ondito Foscari diventa in seguito il perno delle processioni che passano dalla basilica nella corte di palazzo. Il cortiletto dei senatori, qua in fondo, viene allestito sotto il doge Cristoforo Moro per servire di scenografia alla processione del Corpus Domini. E invece l'uso processionale del grande portone collocato sotto la rosa sud della basilica si mantiene tramite una rampa di scale secondarie che possiamo osservare su questo rilievo degli anni 80 del 500. La Scala dei Piombi possiede un secondo ramo collaterale che comunica con l'Ondito Foscari e che consente alla dogaressa, ma anche a tutti i nobili veneziani, quando dopo la domenica, dopo la messa nella basilica, si recano tutti insieme nella sala del Maggior Consiglio, possono tramite questa rampa di scale e la Scala dei Piombi raggiungere il primo piano del palazzo e di là il secondo piano e la sala del Maggior Consiglio. Morosina Morosini è tuttavia l'ultima dogaressa a seguire tale percorso. In effetti la Scala dei Piombi viene demolita nel 1612 nel quadro di un progetto di riassetto complessivo della corte di palazzo. Marino Grimani sta probabilmente già pensando nel 1597 di intervenire in questa parte del palazzo. Il cantiere delle prigioni nuovissime, del quale è stato provveditore nel 1589, è allora in via di completamento. I ponteggi che coprono ancora la facciata vengono usati durante la festa come palchi per osservare le regate sul bacino di San Marco. Si possono studiare delle nuove funzioni per i volti al piano terreno del palazzo che erano fino a quel momento adibiti a prigioni. Vediamo su questa mappa il confronto, diciamo, tra lo stato ante, prima, cioè lo stato cinquecentesco del piano terreno del palazzo a sinistra e a destra un rilievo del primo Ottocento che corrisponde allo stato dopo i lavori del Seicento. Vediamo che nuove magistrature, ad esempio il magistrato alle acque, vengono insediati nel sito occupato fino a quel momento dalle prigioni. Abbiamo anche l'ufficio del Sopragastaldo che si trovava
assieme alla cancelleria al pianterreno dell'appartamento ducale, che viene spostato in questa parte che era occupata fino a quel momento dalle prigioni. Per tornare a Morosini, nella descrizione del percorso, dell'ingresso della dogaressa pubblicata da Giovanni Rotta, viene descritto un secondo arco di trionfo allestito in cima alla Scala dei Piombi. Questo allestimento, che si colloca in questa parte della loggia, prevede una completa trasformazione e modificazione della loggia del palazzo, che anticipa in qualche modo il progetto architettonico del primo Seicento. Leggo questa descrizione. Avevano questi artifici, cioè i barbieri, fatto serrare con assi, quindi con delle tavole, il corridore che guarda sopra la corte di palazzo. Tutta questa parte qua della loggia. Dentro togliendo un sol volto che dava lume alla stanza e ridotta a quella parte opposta alla scaletta che va nell'ufficio delle acque, quindi questa parte qua, in forma di loggia, ornandola di superbissimi arazzi, compartiti con adornamenti di finte colonne, fregi, cornici e altre belle pitture. La demolizione della Scala dei Piombi e la sua ricostruzione all'interno del corpo di fabbrica conduce a una chiusura di tutte le corti di giustizia del palazzo. I barbieri propongono di chiudere con delle pareti la loggia prospiciente la corte, soluzione che non viene attuata. Tuttavia, dopo il 600, i tribunali non si affacciano più sulla loggia, ma vengono distribuiti in modo completamente diverso. Allora, vediamo sulla foto a sinistra dell'Ottocento le logge, i tribunali nella loggia Foscara, quindi questa loggia completamente tamponata, chiusa da una parete. E sulla pianta destra abbiamo il sistema distributivo di questi tribunali dopo i lavori. Non si aprono più sulla loggia esterna, ma l'accesso si fa attraverso un'anticamera comune a 2 uffici, un dispositivo che si ripete in vari punti e che consente in pratica di controllare molto meglio gli accessi ai tribunali. In qualche maniera evitare incursioni del popolo dentro al palazzo, come si era osservato nel 1595. La sede dei tribunali medievali era un ambiente molto fluido, principalmente definito da elementi lignei di arredo. Il termine tribunale in latino corrisponde ad un elemento di mobilio e non a un edificio come lo intendiamo oggi. Delle grate lignee sono visibili in questo dettaglio della processione in piazza San Marco di Gentile Bellini. Erano queste grate che consentivano di limitare e di chiudere i tribunali quando non erano presenti i giudici. In occasione degli ingressi delle dogaresse, questi tribunali queste grate venivano sostituite da elementi architettonici classicheggianti. Possiamo intravedere sull'unica rappresentazione conservata di questi allestimenti l'incontro del Doge Priuli con il Gastaldo dei Calzolai nel 1557, questo angolo a destra una colonna e un pezzo di trabeazione realizzata in occasione della festa. Durante l'ingresso della dogaressa, ogni tribunale diventa un piccolo palco teatrale, dal quale il Castaldo dell'arte legge alla dogaressa un componimento poetico. La dogaressa si lascia prendere a questo gioco nel quale i ruoli si trovano invertiti
I Gastaldi delle arti mimano in effetti la postura degli giudici nobili che solitamente siedono sui tribunali. Offrono alla dogaressa una colazione che cortesemente si rifiuta di mangiare prima di passare al teatro successivo, proseguendo sotto gli occhi di tutto il popolo che osserva e ascolta dalla piazza questa scena che si riproduce lungo tutta la loggia Foscara. Mi vorrei soffermare su uno di questi padiglioni, sono tutti descritti nei minimi dettagli da Giovanni Rotta. Vorrei soffermare sul padiglione allestito dai pittori nell'ambito collocato davanti ai signori di Hotel Civil, perché conosciamo il nome del suo progettista e anche perché il messaggio rivolto alla dogaressa mi sembra particolarmente esplicito. Antonio Vasilaki, detto l'Aliense, progetta un padiglione circolare che viene descritto in questo modo. Nell'entrata aveva alcuni gradi, con 4 colonne canelate di ordine ionico, le quali sostenevano la cornice col fregio e architrave. Era parimente sostenuta ad ogni intorno da altre 12 colonne finte dell'ordine medesimo, che dentro la stanza si vedevano compartite a due, tra quali pendevano 6 festoni con belli e vaghi colori dipinti, attaccati a teste di leoni che uscivano di sotto all'architrave. Questo padiglione ricorda alcuni teatri del mondo gareggianti del Cinquecento. Alcuni dettagli, come le teste di leoni che sporgono sotto l'architrave, si ispirano probabilmente dal fregio della porta della sala del collegio, che è stato scolpito nel 1575, forse su disegno di Andrea Palladio. L'Aliense interviene probabilmente in quanto gastaldo dell'arte dei pittori, carica elettiva che riveste proprio nell'anno 1597. Ma è anche interessante notare che Giovanni Rotta lo descrive come un uomo pratico di architettura. In qualche maniera, costruendo un padiglione a pianta centrale, l'Aliense e tutta l'arte dei pittori si dimostra in grado non solo di raffigurare un'architettura moderna, ma addirittura di costruirla, pretesa che diventa ancora più esplicita se analizziamo una delle tele dipinte dall'Aliense all'interno del padiglione. Si tratta di un'allegoria della magnificenza, riccamente vestita, con la corona da regina in capo, che teneva la sinistra mano sopra un ovato, nel cui mezzo era una pianta di una superba fabbrica. Tale allegoria della magnificenza può essere letta come un appello eloquente dell'arte dei pittori a favore di una ripresa dei lavori a Palazzo Ducale. 1000 ducati continuano ad essere erogati ogni anno per pagare pittori, operari e altre spese, ma il cantiere di decorazione delle grandi sale del Palazzo Ducale è quasi completato nel 1597. 3 nobili verranno eletti nel 1600 per un mandato di un anno, alla fine di saldare i conti delle varie botteghe coinvolte in questo cantiere. L'Aliense conosce bene il cantiere di Palazzo Ducale, nel quale si trova impegnato in prima persona dal 1577, ed è anche perfettamente cosciente delle conseguenze economiche che avrà per tutta la professione la chiusura dei lavori a palazzo. Per uno straniero come lui potrebbe significare l'emigrazione verso un'altra città. E quindi il messaggio che rivolge alla dogaressa è in modo più largo al patriziato veneziano non è un generico elogio della magnificenza della dogaressa, un ringraziamento per importanti progetti finanziati a titolo privato dal Doge. Si tratta di un appello a riaprire i grandi cantieri che si inserisce in un momento molto importante per i vari cantieri in corso nell'area marciana. L'anno 1597 è in effetti segnato da una serie di sconfitte professionali per l'architetto Vincenzo Scamozzi. Nel mese di marzo 1597 muore dopo una lunga malattia l'ultranovantenne Antonio da Ponte,
che dagli anni 70 del Cinquecento ha condotto tutti i più grandi cantieri pubblici, dalla costruzione del Ponte di Rialto al restauro di Palazzo Ducale. Un concorso viene indetto nell'aprile 1597 proprio nelle settimane durante le quali si stanno costruendo a Palazzo Ducale gli allestimenti dell'ingresso di Morosina. L'ultimo turno di votazione è il 28 di aprile e l'ingresso si svolge il 3 maggio. L'emulazione tra le varie arti raggiunge probabilmente suo colmo nella sala del Piovego, che devono allestire insieme i fabbri, i marangoni, i mureri e i tagliapietra. Gli attributi di una delle statue sembra precisamente alludere all'elezione del protoalsal. Nell'uscire alla diritta era nel vivo del pilastro pur di stucco una statua che nella destra mano aveva una pallottola che stogliano i signori veneziani nei loro giudizi e deliberazioni dare o togliere i suffragi e a sensi loro, e nella stanca una polizia piegata. Non conosciamo il nome dei progettisti dei quattro portali composti da gran colonne canelate, con piedestali, base e capitelli d'ordine corinzio che vengono allestiti nella loggia prospiciente il bacino di San Marco. Tali colonne potrebbero essere di legno, di stucco, forse anche di marmo, prestato per l'occasione da qualche bottega di tagliapietra. Invece le modanature sono probabilmente realizzate in legno con questo tipo di strutture i marangoni possono dimostrare la loro padronanza delle regole dell'architettura. E non mi sembra un caso che ben due marangoni siano candidati alla successione di Antonio da Ponte. Abbiamo nella lista qua a sinistra Ser Isepo Felici di Vincenzo, marangon a Santa Marina, che viene bocciato al primo turno di votazione, prende soltanto un voto a favore. Abbiamo anche Ser Bortolo di Alessandro, marangon da Venezia, anche detto Bartolomeo Manopola, che riceve 4 balotte a favore e uscirà vincitore nel 1600 dell'elezione successiva. Spendo qualche parole per presentare il profilo di questo marangone, che sovrintende dal 1600 fino alla morte nel 1624 tutto il cantiere del Palazzo Ducale. È attivo dal 1588 nel cantiere del Ponte di Rialto, lavora nel 1592 alle panche e alle spalliere della Sala dello Scrutinio. Nel 1597 si trova coinvolto nella realizzazione degli nuovi arredi delle sale d'armi del Consiglio dei Dieci. Rimane allo stato attuale delle mie ricerche molto difficile dimostrare suo diretto coinvolgimento in cantieri privati. Invece un altro candidato alla carica di protoalsal è sicuramente legato personalmente a Marino Grimani. Francesco de Bernardin Smeraldi, anche detto Fracao, è attivo dal 1574 come scalperino a Palazzo Ducale e lavora a titolo privato come proto per i Grimani. Nel 1597 svolge l'incarico di proto dell'ufficio del proprio e verrà promosso nel 1600 proto dei procuratori di San Marco e consultato a diverse riprese nel cantiere di Palazzo Ducale. Riceve al secondo turno un numero di balotte simile a Manopola, ma perde al terzo turno di votazione di fronte a Antonio Contin. I provveditori fanno in qualche maniera la scelta di una soluzione di continuità, promuovendo Antonio Contin, che è il nipote di Antonio da Ponte ed è già coinvolto nei principali cantieri gestiti dall'ufficio del SAL. Tuttavia, questi candidati non si sarebbero presentati così numerosi se il risultato dell'elezione fosse già stato scontato.
E da questo punto di vista la partecipazione di Vincenzo Scamozzi è particolarmente significativa. L'architetto riceve al primo turno di votazione 4 balotte e comincia a perdere il favore di uno dei provveditori al secondo turno, quando riceve soltanto 3 balotte, e viene sconfitto al terzo turno, nel quale riceve una sola balotta. Questi turni di votazione si svolgono durante il mese di aprile del 1597, proprio mentre si sta abbandonando il grande progetto di festa che aveva immaginato assieme a Marino Grimani. Il canonico Stringa, nelle sue aggiunte alla Venezia città nobilissima, ci parla di una giostra in piazza San Marco, descrive i giochi di carrette, le corse di cavalli ammaestrati ad imitazione degli antichi. Roberta Pellegriti ha ritrovato traccia delle trattative di Marino Grimani col capitano generale della Repubblica per far venire dei cavalli a Venezia. E un manoscritto conservato al Museo Correr, di recente segnalato da Marty Van Gelder, specifica che fu proprio Leonardo Donà, in veste di procuratore di San Marco, ad opporsi all'organizzazione di questa giostra in piazza San Marco. Marino Grimani si rivolse allora a dei marinai olandesi per organizzare sul bacino di San Marco, all'ultimo momento, una regata che ebbe grande successo. Il Teatro del Mondo fu quindi l'unico elemento progettato da Scamozzi in onore di Morosini realizzato a Venezia. Di tempo si stava lavorando a questa struttura, i legni vengono tagliati nel feudo istriano di San Vicenti nel 1596 e un collegio di 40 nobili era stato formato per contribuire assieme ai Grimani alla spesa. Probabilmente Antonio Priuli fa parte di questi 40 nobili. Al termine della festa, questo ambizioso patrizio riceve in effetti, assieme al cancellier Grande e a 4 altri nobili, una medaglia commemorativa in dono da Marino Grimani. 2 anni dopo, Antonio Priuli ha l'occasione di organizzare assieme a Giovanni Corner a Padova una memorabile giostra sulla Piazza dei Signori, in quanto capitano della città. Le giostre erano organizzate molto frequentemente dai capitani veneziani in carica. Tuttavia quella allestita da Antonio Priuli è particolarmente sfarzosa. L'illustrazione in alto a destra non corrisponde a questa festa. A riguardo ho ritrovato solo il bando della giostra conservato alla Marciana, che è un testo molto interessante anche per capire il ruolo delle donne nelle giostre cavalleresche. In qualche maniera il testo di questa giostra corrisponde a cosa Marino Grimani aveva immaginato in piazza San Marco in occasione dell'ingresso di Morosina. In rosso ho segnalato la funzione specifica delle mogli rispettive del podesta del capitano. A chi comparirà e correrà più pulitamente, cioè con più eleganza, una ghirlanda sarà regalata dei favori dei gentildoni, da doversi distribuire per giudizio delle illustrissime signore podestaressa e capitania. Vi dicevo che questa giostra è particolarmente sfarzosa ed è in pratica l'occasione di avviare un importantissimo progetto di rifacimento del Palazzo dei Capitani di Padova. La parte sinistra della facciata del palazzo viene realizzata proprio nel 1599, mentre la parte destra verrà completata nel 1608. Il palazzo funge in effetti, in occasione delle giostre in Piazza dei Signori, di palco d'onore. L'iscrizione che corre lungo il fregio del primo livello è un vero e proprio programma di intenti per il cantiere che si aprirà 2 anni dopo a Venezia. Antonio Priuli, prefetto, cioè capitanio,
illesa la memoria dei predecessori, cioè senza arrecare danno agli stemmi medievali che vengono ricollocati nella nuova facciata, e da uso dei successori costruì sin dal suolo questo ornamento della città per il genio della Repubblica. 2 anni dopo, appena tornato da un'ambasceria a Parigi, in occasione della quale Antonio Prioli ha l'occasione di visitare in compagnia di Enrico IV il cantiere della Grande Galerie du Louvre e anche la Cour Ovale del Castello di Fontainebleau, Antonio Prioli viene eletto revisore di tutti i luoghi della corte di Palazzo Ducale. Quindi dall'ingresso di Morosina Morosini alla ripresa del cantiere di Palazzo Ducale nel 1601, passando per Padova e per Parigi, Antonio Prioli ha l'occasione di maturare un progetto che probabilmente Marino Grimani gli ha già affidato nel 1597. Gli altri 2 revisori della corte del palazzo eletti nel 1601 sono molto anziani e vengono sostituiti nel 1602 da Domenico Dolfin, nel 1603 da Benedetto Moro, un procuratore di San Marco legato a Leonardo Donà, che incidono poco sul progetto. Con qualche interruzione al momento dell'interdetto, il cantiere del palazzo procede sotto i regni di successori di Marino Grimani, Leonardo Donà appunto, e poi Marco Antonio Memmo e Giovanni Bembo, che completa nel 1615 questa facciata, la cosiddetta facciata dell'orologio, che ha dei punti comuni con le architetture di feste contemporanee. Qua a destra ho presentato un'incisione dell'apparato effimero realizzato davanti alla Basilica di San Pietro a Roma, in occasione della beatificazione di Carlo Borromeo nel 1610. Questo cantiere del Palazzo Ducale si finisce nel 1618 dopo l'elezione di Antonio Prioli ad Oggi. La costruzione della sala di banchetti, il programma iconografico della sala di banchetti sviluppa non in modo casuale i fasti ducali. Questa decorazione quasi del tutto scomparsa viene descritta da Boschini, che cita in particolare una tela che aveva come motivo la piazza San Marco con il palazzo nel quale vedesi il Serenissimo essere spettatore di una giostra. Allora, non è detto che sia la giostra del 1597, visto che non ha avuto luogo. È un riferimento alla storia più antica della piazza. Però probabilmente cioè il momento dell'ingresso di Morosina a Morosini è stato un momento di discussione e l'avvio di un sodalizio molto importante tra Marino Grimani e Antonio Priuli attorno all'organizzazione dell'ingresso della Dogaressa. E in qualche maniera questa festa anticipa il cantiere che è riassunto molto velocemente del Palazzo Ducale nel primo Seicento. Ho finito e possiamo passare alle domande. Grazie. Ti ringrazio molto Nicolà, ringrazio moltissimo sia Maria che Nicolà per queste ricchissime presentazioni che sono certa apriranno un dibattito altrettanto ricco e stimolante. Ecco, mi pare di poter dire che ci avete consentito di tornare a riflettere su degli aspetti su cui purtroppo noi storici dell'arte forse riflettiamo raramente, o meglio, che ci dimentichiamo facilmente più che riflettiamo raramente, e cioè tutta questa dimensione appunto dell'effimero che in qualche modo popola la città insieme poi alle opere, a quelle immagini certamente insomma permanenti anche nella costruzione del linguaggio visivo di una cultura. Poi per
per propensione personale sono rimasta anche molto colpita da questa precisazione che ha fatto Maria a riguardo appunto delle carte di Marino Grimani e appunto l'apparire di questa popolazione di professionisti che noi trascuriamo troppo spesso, appunto i sarti, i drappieri, i tintori, gli spezieri, ecco, è un altro mondo delle arti a cui certamente dobbiamo prestare attenzione e quanto appunto questa dimensione effimera poi possa addirittura precedere poi una forma quasi di stabilizzazione del decor, no, della città è decisamente molto molto impressionante. Io lascio la parola a Cleonisse del gruppo di lavoro Rive che si occuperà di moderare il dibattito, ringraziando ancora sia Nicolà che Maria per questi bellissimi interventi. Vi ricordo, perdonatemi, che potete scrivere le vostre domande in chat e poi Clio vi passerà naturalmente la parola per poter fare direttamente le vostre. Grazie, buonasera a tutti, anch'io vorrei... Ah, c'è questo eco. Sì, c'è questo eco. Facciamo... Adesso? È meglio? Sì, buonasera a tutti, anch'io vorrei ringraziare Nicola e Maria per questa presentazione molto interessante. Chiedo a tutti i partecipanti di scrivere le vostre domande nel chat, così possiamo cominciare con il dibattito. Adesso vedo complimenti, complimenti, complimenti e aspetto una domanda che sicuramente ci sono. Valentina, sì. Sì, comincio io, visto che insomma abbiamo un pubblico oggi abbastanza timido e poi c'è già una seconda domanda che arrivo. Ero incuriosita da una cosa, insomma, da una minuzia ovviamente, però appunto ero curiosa di sapere come mai Morosina Morosini non si spostò mai in questo feudo istriano, se ci sono delle ragioni precise oppure se è una questione un po' avvolta nel mistero. Sono rimasta colpita dall'idea di una gestione della giustizia a distanza, no? Sì, grazie Valentina. Allora, è una cosa che ha incuriosito anche me, infatti ero convinta di trovare prima o poi qualche traccia del suo passaggio. Ecco, nel feudo invece no, intanto perché non è come una villa, no? In terraferma, e proprio anche la struttura del castello è difensiva, non prevede nemmeno uno spazio riservato ai padroni del feudo. C'è un capitano che abita lì e che fa le veci del padrone. Ho trovato traccia di più visite di Marino, anche di Almorò, e poi dei figli di Almorò, però le donne non ci vanno, anche perché il viaggio verso l'Istria è piuttosto impegnativo e ricco di pericoli, quindi non è esattamente un viaggio in vacanza per una nobildonna veneziana, ecco. Quello che è interessante è che quando lei amministra poi il feudo da vedova, pretende quasi che siano i sudditi ad andare a Venezia presso il suo palazzo a San Luca se hanno delle suppliche o altre ragioni, tant'è vero che a un certo punto i sudditi scrivono chiedendo la grazia di non dover andare fino lì per i costi del viaggio, ecco. Quindi a distanza, ma è molto presente in realtà. Ti ringrazio molto Maria, certo la dice lunga come al solito sulla centralità, no? Su questo rapporto poi appunto che chiama così lo Stato insomma, a tornare a Venezia, no? È abbastanza impressionante, grazie. Grazie. Vedo adesso che abbiamo altre domande. Prima Hélène Salvadori, passo la parola. Sì, volevo sapere se c'erano delle celebrazioni di questa importanza, di questo calibro che si facevano in altre occasioni così magnifiche e complesse.
Allora, forse rispondo, scusatemi, rispondo io. Delle occasioni così importanti con allestimenti di questo calibro non ce n'erano tante, a parte alcuni ricevimenti di principi che venivano da altre nazioni. Nel primo Seicento un evento che la partenza del capitano generale Damar acquisisce un certo fasto, una certa importanza, un altro tipo di ingresso, che è quello dell'insediamento dei procuratori di San Marco, acquisisce anche nel primo Seicento un certo fasto. Ad esempio Antonio Priuli, che aveva uno spiccato gusto per questo tipo di feste, organizza un grande ingresso solenne quando viene eletto procuratore di San Marco, e di nuovo, dopo quando è eletto Doge, un arco di trionfo è eretto davanti al Palazzo Ducale, però niente di simile all'ingresso di Morosina Morosini. Non so se Maria hai altri Grazie. elementi. No, solo rapidamente che diciamo l'elemento che si aggiunge a questi eventi. Non ti sentiamo? Oh, scusate, no? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Okay. Dicevo, l'unico elemento in più è questo, che si tratta di una vetrina incredibile per la casata, no? Quando Venezia riceve un ospite di passaggio, non ha la possibilità, un'unica famiglia o 2 casate, appunto nel caso della doveressa, di mettersi in mostra in questo modo. Cioè, per essere concreti, Marino Grimani spende un sacco di soldi di tasca sua, oltre a quelli che mette la Serenissima, per sfoggiare, ecco, lusso e potere, che poi appunto è tutta visibilità. Ecco, questa componente rende questa cerimonia particolarmente sfarzosa. Grazie. Grazie. Quindi adesso vedo che abbiamo una domanda dalla Valeria Finocchi. Buongiorno, sono qui. Buongiorno a tutti, grazie mille, ben ritrovati e grazie mille per questa interessantissima presentazione. Dunque, io, per chi non lo sapesse, sono funzionaria storica dell'arte al Museo di Palazzo Grimani, e quindi la questione, l'indagine che Maria Adanc sta svolgendo e ha quasi finito di, insomma, restituire nella sua tesi di dottorato è molto interessante per me. E quindi vi chiedevo 2 cose. Una, se per caso nel fondo, in Archivio di Stato, sono emersi documenti che testimoniano delle relazioni tra i 2 rami dei Grimani, nel qual caso mi piacerebbe magari che dopo la discussione della tesi ci potessimo confrontare in questo senso. E la seconda cosa invece, più attinente all'argomento della presentazione, se i rami, diciamo, collaterali, paralleli della famiglia avessero in questo genere in questa in particolare occasione una posizione preminente nel corteo, se ci fosse un legame, un'esplicitazione all'interno della struttura della festa, del legame tra i diversi rami di una stessa famiglia nobile. Grazie. Allora, grazie intanto per la domanda, che è complessa e molto interessante per me. E ammetto che questa del rapporto tra i 2 rami dei Grimani era anche la mia domanda, era una delle mie grandi domande all'inizio. Anche perché, devo dire la verità, riprendendo un po' gli studi sulla storia del palazzo, no? Questo linguaggio così trionfalistico, e poi vai a vedere e sia i Grimani di Santa Maria Formosa sia i Grimani di San Luca hanno i feudi. Insomma, ti chiedi, ma fino a che punto puoi metterli sullo stesso piano? Ecco, un elemento molto interessante che ho trovato è che già nel 1537 Girolamo Grimani si appropria dei simboli del potere del ramo di Santa Maria Formosa, perché sul suo stemma personale, con il quale sigla una lettera, c'è un bel corno ducale,
che aveva appena acquisito Antonio dell'altro ramo, e il cappello del patriarca e tutti i simboli appena conquistati in casa dei Grimani di Santa Maria Formosa. Anche perché Girolamo ha vissuto in prima persona in qualche modo, no? Tutti gli eventi dell'elezione a Dogato del cugino di suo padre, Antonio il Doge. Per cui tracce di contatti diretti non ce ne sono, anche perché la documentazione soprattutto relativa alla generazione successiva, quella di Marino. Quello che è certo è che Girolamo si appropria di questi simboli e quindi la fama dell'altro ramo diventa anche un po' la sua. Ecco, per quello che riguarda invece un ruolo degli altri rami nella cerimonia, direi di no. Direi che piuttosto quello che prevale anche a livello di genealogia, che si ritrova ad esempio sull'arco, si va per tipo la regina d'Ungheria, poi dopo il doge e così via, cioè per i grandi simboli del potere si mette dentro tutto, i prelati di famiglia, i sovrani, tutto quello che può in qualche modo consolidare, ecco, la storia illustre della casata viene infilato nei simboli, insomma, soprattutto sull'arco. Però non sono presenti nel corteo. Nel corteo noi troviamo i nipoti, i generi, le figlie e così via, insomma, i parenti più stretti, ecco. Però sto cercando ancora altra documentazione, anche per quanto riguarda Roma, insomma, ci deve essere di più che collega questi due rami, sicuramente. Grazie Maria, molto interessante. Vedo che adesso abbiamo una domanda da Stefania Collecchia, che potrebbe essere anche per Maria o per Nicola. Sì. Buongiorno, mi sentite? Buonasera. Allora posso mettere, eccomi qua. Io ve l'ho scritta, per cui magari adesso vado a vedere cosa ho scritto per fare prima. Ho scritto se avete studiato anche altre cerimonie dogali relative ad altre dogaresse, in particolare per quanto riguarda i banchetti, il cibo e il vino. O se invece vi siete solo giustamente solo soffermati sull'apparato architettonico, la festa come così, momento di uso appunto dei vari artisti artigiani, che per me è molto interessante perché c'è un legame con l'attualità dal mio punto di vista di Venezia, no? Quindi lo sento come una tradizione assolutamente da riconquistare. Ecco, quindi ho fatto questa domanda per capire se ci sono documenti precisi. Grazie. Ok, allora sì, ho scritto qualcosa sulla dottoressa Querini Valier, che tra l'altro vedo dal commento di Tiziana Plevani appunto che la cita, perché è molto interessante. Praticamente non c'è più una dogaressa in palazzo per un lungo periodo dopo Morosino Morosini, e con la Querini Valier cambia tutto. Si ripropone l'entrata però in salsa molto diversa, ecco, quindi è molto interessante, soprattutto quando c'è un intervallo così lungo, notare quali cambiamenti si registrano. E poi sì, sul cibo, sui banchetti ci si potrebbe parlare, insomma, una volta solo su quello, per i dettagli che le fonti scritte ci restituiscono. Però anche lì, almeno per quel che riguarda il mio lavoro, la mia prospettiva su questi temi, si può da un lato vedere questo trionfo anche sulla tavola, così come viene descritta dalle fonti celebrative, queste lettere, questi testi a stampa che si moltiplicano, oppure andare a vedere poi dietro le quinte da dove provengono questi beni. E così scopro per esempio che tantissimi prodotti venivano dal feudo istriano o dagli altri possedimenti di famiglia, quindi anche tutta questa dimensione delle cose che viaggiano anche sulla tavola in qualche modo è piuttosto interessante. Comunque sì, sui banchetti anch'io ho grande passione per tutti questi aspetti di grande raffinatezza, effimera come diceva Valentina prima, non da meno. Grazie. Vedo adesso che
Tiziana Plebani ha un commento, o se lei vuole prendere la parola. Sì, no, grazie allora, grazie alle relazioni. No, no, avevo osservato, cioè avevo ascoltato questo dato su cui forse poco conosciuto, che Maria ha dato, cioè questo numero ridotto di dogaresse dal 500 in poi, e credo che appunto non sia un dato molto, molto conosciuto. Uomini, e questo anche, come dire, giustifica un po' il silenzio che cade sulle dogaresse. Davvero non lo conoscevo. E sì, uomini vedovi, ma probabilmente anche uomini celibi. E siccome dal 600 le famiglie veneziane aristocratiche cominciano a contrarre i matrimoni, mi chiedevo se un po' anche dipende da quello. Invece una domanda, la figura della dogaressa è sempre stata, diciamo, associata all'altra faccia, diciamo, chiamiamolo così, del potere, cioè la carità, la beneficenza, un legame diretto con il popolo, cioè insomma in questa versione. Su questo Morosini ha lasciato tracce, Lavalière per esempio tantissimo su questo, ma ti chiedevo se su questo conferma questo aspetto di divisione in qualche modo dei ruoli. Grazie. Grazie mille intanto, parlo con un'esperta di dogaresse, quindi sì, insomma sì. Allora, c'è un problema anche di fonti, nel senso che io ho questi libri di conti dettagliatissimi che sono del Doge, e su di lei invece non ho i libri, so che li aveva, però non sono conservati, anche perché il fondo è più, diciamo, in modo specifico una commissaria del Doge, quindi non ci sono i documenti di lei, ecco, nello specifico. Il Doge faceva molta beneficenza e ci sono tracce della beneficenza della dogaressa, ma sicuramente una buona parte sfugge proprio dalle fonti. Alcune cose sono molto interessanti anche quando si concentra su singoli individui, fa le cose fatte bene la dogaressa, insomma accoglie in casa una povera orfana, la cresce, la veste, poi la dà in sposa, le fornisce la dote, tutto il resto la richiama quando lei diventa dogaressa e diventa una delle sue donzelle, per dire. Singoli elementi di questo tipo ce li ho, però mi manca tutta, ecco, la rete della beneficenza per via proprio delle fonti. Vedo che abbiamo un commento da Matteo Casini. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, molto interessante, chiaramente come potete immaginare le vostre ricerche mi interessano molto e ne parleremo poi in privata sede. Qua volevo fare solo un breve commento, non volevo prendere troppo tempo alla discussione, due brevi commenti, diciamo, uno di ordine generale e uno di ordine più particolare. Dal punto di vista dell'ordine generale direi due cose che i vostri interventi mi hanno entrambi suscitato. La prima sono le grandi tendenze di fondo. Nicolas parlava di questi interventi architettonici che a Palazzo Ducale seguono una possibile ispirazione delle cerimonie dogali o comunque un intervento dei Grimani, e appunto, come tu stesso hai detto, possiamo ritornare indietro al 400, a Cristoforo Moro, anche all'Arco Foscari, alla Scala senza giganti, insomma ci sono dei momenti molto forti, mi sembra, in cui ci sia questa connessione proprio fra una rinnovata cerimonialità, soprattutto dogale direi, e appunto dall'altro canto invece l'enfasi sugli interventi architettonici. E questo riprende un discorso generale che, come tutti sappiamo, è legato in Europa in generale al rapporto fra architettura effimera, architettura dell'evento, e architettura poi concreta, reale. C'è un grandissimo sviluppo nel Cinquecento di queste architetture effimere in particolare, che hanno proprio l'intenzione certe volte di ricostruire la città, di dare una nuova città ideale, ma lo fa anche già Giovanni Bentivoglio
alla fine del 400, eccetera. E quindi è molto interessante, grazie Nicolas, questo rapporto fra architettura effimera o la festa in generale e lo sviluppo architettonico. E invece dal punto di vista delle tematiche devo dirvi che, vista sempre una prospettiva di lungo periodo, perché come sapete sono quelle che più mi interessano, questi temi che avete sollevato anche riguardo alla dogaressa, per esempio anche la Van Gelder sottolineava il tema dell'abbondanza, in realtà sono invece temi questi anche non tanto innovativi secondo me dei Marino Grimani, ma che si vedono per esempio adesso in questo periodo mi occupo della processione del Corpus Domini e sono temi che invece sono già molto forti nella tradizione, direi veneziana, che si esplica in particolar modo nelle processioni del Corpus Domini, ma non solo. Mentre ci sono altri temi, e quindi, vabbè, Marino Grimani enfatizza l'aspetto del grano, del pane, perché è quello in cui lui è più coinvolto, però già le processioni fin da fine 400 del Corpus Domini, e non solo, quelle anche in onore delle grandi leghe internazionali, grandi eventi internazionali che citava anche Nicolas, vediamo un'incredibile abbondanza anche delle stesse scuole grandi, per esempio, che viene addirittura fortemente criticata dagli osservatori esteri già più di un secolo prima, anche dagli ambasciatori, eccetera. Ecco, invece ci sono dei temi nuovi, interessanti, e lì poi ne parleremo un'altra volta, di quello che emerge appunto dalla ritualità civica normale, come le processioni in Piazza San Marco, e quello che invece in questi eventi può venire, come per esempio il riferimento all'antichità classica. Ecco, vi dico una cosa in anteprima, di cui ci sarà occasione di parlare, io ho trovato molti pochi riferimenti, questo è un discorso che può interessare anche penso agli storici dell'arte, molti pochi riferimenti all'antichità classica, per esempio nei soleri delle scuole processionali, mentre invece Grimani, no, abbiamo visto il Nettuno nella Doge, nella giostra dogale, ci sono delle apparizioni per esempio di Nettuno e di altri riferimenti all'antichità classica nelle cerimonie dogali che invece emergono sostanzialmente quasi mai, e se emergono adesso per esempio nelle cerimonie proprio più recenti, a partire dall'Epanto, c'è forse qualcosina addirittura nella famosa processione che segue nel 1598. Quindi sembrano esserci tematiche nuove e tematiche tradizionali che si alternano, e anche Grimani, come i dogi prima di lui, parlavamo con Nicolas della scala senza giganti, per esempio. Ci sono tematiche diverse, alcune tradizionali, altre invece non tradizionali. E volevo concludere ringraziandovi molto, perché è un tema su cui mi piacerebbe lavorare anche, su questa idea dell'equipe molto importante che viene stabilita dai Grimani, no? Equipe di tutti i tipi, dai pittori ai sartori, a tutto il personale che lavora con loro, e io in questo caso dichiarerei due nomi che mi interessano molto, per la loro doppia funzione anche lì fra gli affreschi di Palazzo Ducale e la processione del luglio 1598, cioè Giulio del Moro, e un altro nome, Giovanni Collini, molto interessante, che collabora, fa un'orazione in Marino Grimani e poi descrive in dettaglio soprattutto i carri processionali del 1598. Comunque bisogna lavorare molto di più su questi team specializzati che assistono i dogi e il governo di Venezia in generale per questi grandi eventi. Grazie. Grazie Matteo di questi spunti. L'idea di squadra, cioè la cosa interessante in queste squadre che si formano nel primo Seicento è anche l'assenza degli architetti da questo progetto di Palazzo Ducale, nel senso che Scamozzi è legato ai Grimani, però non riesce ad avere un ruolo pubblico, un ruolo ufficiale nei cantieri del primo Seicento. Viene proprio estromesso dal 97 in poi in modo sistematico da questi processi decisionali. E quindi il riferimento all'antico che possiamo osservare nel primo Seicento non è più quello dei trattati, quello degli eruditi,
è proprio un antico che è entrato in tutte le botteghe, che si è diffuso in modo, cioè in tutti gli strati della società veneziana. E il fatto che sì, l'arco dei Beccari del 97 non sia disegnato da un architetto, ma proprio dal miniatore pubblico, significa che era un modello ben noto. E questo ne ho ritrovato alcune tracce anche nelle carte del cantiere di Palazzo Ducale, ad esempio la figura del cancelliere grande che presenta una supplica chiedendo una ricostruzione della cancelleria ducale, fa un esplicito riferimento al Vitruvio di Daniele Barbaro. E questa citazione non è fatta da un architetto, ma dal cancelliere grande. Quindi sì, dietro a queste famiglie abbiamo delle equip dove la conoscenza dell'antico si è molto diffusa tra personalità molto diverse fra di loro. E secondo me anche fino agli artigiani, fino ai falegnami e ai carpentieri, abbiamo anche in quel mondo una conoscenza di questo linguaggio. Grazie. Vedo che Valeria Gnocchi vorrebbe aggiungere una parola. Perdonami Clio, ma credo ci fosse prima l'intervento di Alberto Marcomini, se leggo bene. Scusatemi. È vero, solo che ho visto che era a proposito dell'antichità classica, però passiamo. Ok, certo. Sì, buonasera a tutti. Prego, se c'è da finire un altro tipo di discussione non c'è nessun problema, do tranquillamente la precedenza. Grazie, vado. Volevo solo ricordare cioè, su questo argomento, in particolare sulla questione, anche collegandomi a quanto diceva prima Maria e a quanto stava dicendo Matteo Casini, sulla questione del richiamo all'antichità classica che si avverte molto forte con Marino Grimani, che lo Statuario della Repubblica inaugura un anno prima, forse neanche un anno prima, e che quindi cioè la morte di Giovanni Grimani nel 93-94, nel 94 con lo spostamento dei marmi, comunque probabilmente richiamandosi a insomma, questo aspetto di cui parlava Maria, di questo richiamo tra rami, forse un legame da questo punto di vista può essere visto assolutamente. D'altra parte quello è un momento in cui l'antichità classica diventa patrimonio dello Stato ancora di più di quanto non fosse prima con la collezione di Domenico, perché a questa viene dedicato uno spazio creato veramente ad hoc, per cui è molto molto interessante il fatto che in una celebrazione che aveva tutta una sua struttura, tutta una sua consuetudine molto veneziana, e sappiamo che a Venezia in realtà le novità, tra virgolette, fanno sempre molto fatica ad entrare nelle consuetudini. Questo rinnovamento, questo arricchimento del patrimonio iconografico, allegorico, avvenga in un momento così vicino. Certamente insomma l'elezione di Marino Grimani ad oggi non può essere vista in legame con la donazione di Giovanni Grimani, ma il fatto che in qualche modo anche questo elemento venisse ripreso, un elemento che caratterizzava fortemente l'altro ramo della famiglia, è sicuramente molto interessante. Sì, potrei aggiungere un elemento su questo. È vero, lo statuario pubblico della Repubblica diventa il luogo dove vengono esposti questi marmi della collezione Grimani, ma non so se avete notato nella facciata dell'orologio nel cortile di Palazzo Ducale vengono inseriti nel 1615 alcuni elementi che provengono da questa collezione, che sono esposti per la prima volta in un luogo pubblico all'aperto in modo stabile e permanente. E la domanda che mi faccio è
questa idea di una facciata per esporre dei marmi antichi quando nasce, cioè se parte già nel 1601 con l'avvio del cantiere, quindi ancora sotto Marino Grimani, oppure se è un'idea che si sviluppa e si afferma dopo, negli anni 10 del 600. L'unica, diciamo, nella contabilità del cantiere, l'unico momento nel quale si parla di disegni, vengono pagati dei disegni, è nei primi anni del 600, all'inizio del cantiere. Quindi è possibile che già in quel momento c'era l'idea di esporre parte di quella collezione nel cortile di Palazzo Ducale. Grazie. Grazie a tutti e adesso passo la parola a Alberto Marcomini e grazie per la sua pazienza. Grazie a voi e rinnovo, come ho scritto, i complimenti. E niente, io volevo domandare in merito appunto al divieto, insomma, di celebrare la dogaressa, se deriva, come appunto scrivevo, da eventuali lamentele popolari per le esibizioni di così tanto sfarzo, che comunque trattavasi di una repubblica, oppure se c'erano altre cause, insomma. Grazie. Allora, la motivazione ufficiale fu che non era più necessaria, questo ci dice la fonte, e si inserisce in una serie di altre parti prese nella stessa occasione che tendevano a ridimensionare lo sfarzo e il lusso. Era soprattutto una questione di spese, anche perché quando fu approvata questa eliminazione, diciamo, della cerimonia, soppressione dell'entrata, in realtà non c'era dogaressa in palazzo, quindi tutto sommato parrebbe essere neutra come decisione, ecco, non mirata verso magari l'ultima incoronazione che c'era stata. Erano passati molti anni dall'incoronazione di Morosini. E tuttavia forse questa lettura andrà rivista, perché ho trovato diversi accenni interessanti, ancora troppo poco per dire alcunché, però la memoria di questa entrata in particolare resta a lungo. E ancora in occasione di un'elezione degli anni 50, del 1600, alcuni candidati insomma, si lamentavano che uno di questi aveva moglie e che di cognome faceva Morosini, e quindi temevano che in qualche modo fosse l'occasione per un'altra esibizione di sfarzo di questo tipo. Quindi è difficile, ecco, da dire con esattezza, però è molto interessante perché diceva anche prima Tiziana Plevani, è vero, la scarsità di dogaresse va messa in relazione con una questione sociale. Molti dogi sono celibi, non si sposano più, per un discorso appunto che non c'entra nulla o poco con i dogi. Però non è così neutra la questione, cioè se il doge ha o meno moglie, o un candidato doge ha o meno moglie, forse va un po' ristudiato, ecco, questo aspetto. Qualche differenza fa. Grazie. Grazie, è molto interessante quello. Non vedo che abbiamo... Sì, abbiamo un altro... Ah sì, scusami, devo scappare. Giovanni Di Cataldo. Giovanna, scusami, vorrebbe parlare. Sì, salve a tutti e grazie e complimenti, come già tanti insomma hanno giustamente fatto, non finiremo mai. È veramente interessante. Io, fatalità, appunto in questo periodo mi sto occupando un pochino, sto facendo un po' di ricerche proprio sulla figura di Leonardo Donà, sia dal punto di vista così della sua biografia, ovviamente del suo legame anche con Roma, sia delle sue scelte anche architettoniche, per esempio per quanto riguarda il palazzo che fa costruire sulle fondamenta nuove, che è un palazzo che molto poco si addice, diciamo, alla tradizione e alla magnificenza appunto di un doge e di una famiglia dogale. E quindi mi ha colpito moltissimo, così, perché in realtà non ci avevo mai, non avevo ancora fatto 2+2, devo dire, però ecco, metterlo in relazione appunto con un tale splendore, una tale opulenza, un tale fasto,
che l'hanno preceduto immediatamente. E chiaramente appunto c'è, insomma, sono sicura che ci sia appunto un legame proprio con il rapporto, anche con una scelta anche politica per certi versi, no? E quindi mi incuriosirebbe così approfondire un attimo questo aspetto. Sì, grazie mille di questa annotazione. Per cosa riguarda il cantiere di Palazzo Duchele, la cosa che mi ha più colpito è che il cantiere avviato sotto Marino Grimani viene ripreso da Leonardo Donà appena chiusa la vicenda dell'interdetto. Cioè abbiamo un'interruzione del cantiere alla morte di Marino Grimani, il portico sul lato sud del cortile è completato sotto Grimani, il cantiere si interrompe e riparte nel 1607. Quindi in qualche maniera Donà si appropria di quel cantiere avviato da Grimani, probabilmente cercando di minimizzare gli effetti e gli elementi più sfarzosi. Durante i primi anni il cantiere consiste principalmente nel realizzare un portico assolutamente neutro che riprende il portico rinascimentale, cioè costruito sotto l'ala rinascimentale del palazzo. Quindi l'intento è quello di dare un'unità al palazzo, non di singolarizzare questo intervento, in qualche maniera inserire il progetto avviato da Marino Grimani in una continuità. E poi invece l'elemento più caratteristico dal punto di vista architettonico del cortile, la facciata dell'orologio, viene realizzato sotto Marco Antonio Memmo, che è un altro doge che sarebbe interessante studiare per la politica che cerca di avviare, una politica di riconciliazione con Roma dopo lo scontro dell'interdetto. Secondo me la scelta di intervenire proprio schermando, costruendo un nuovo elemento architettonico con queste nicchie, con statue antiche, tra la basilica e il cortile, proprio in quel momento, ha anche un significato politico. La cosa difficile è di capire qual è l'impulso dei singoli in un progetto di così lunga durata. Abbiamo la lunga durata tra 5 e 600 della quale parlava Matteo Casini prima, ma anche una continuità tra un doge e l'altro che cioè hanno tutti delle personalità diverse, ma possono comunque andare d'accordo e portare avanti un progetto simile, concordato insieme. E in questa committenza collettiva con 3 provveditori, 3 revisori della Corte di Palazzo che dialogano con i dogi in carica, abbiamo probabilmente rappresentate le varie tendenze. E Benedetto Moro è secondo me il rappresentante di quel partito, di quel partito dei giovani al quale fa capo Leonardo Donà in sede di cantiere. Però sì, l'idea che il rigorismo dei giovani andasse assolutamente contro ogni progetto architettonico mi sembra assolutamente da rivedere, e la vicenda del palazzo privato costruito da Leonardo Donà, le fondamenta nuove, ma anche la vicenda della facciata di San Giorgio Maggiore sono assolutamente essenziali in questa rivalutazione, e ci sono stati dei contributi importanti di recente su questi cantieri. Se non c'è nessuno, c'è qualcun altro? Vorrei aggiungere una breve cosa su questo. È possibile? Se no, vi faccio da parte. Sì, è possibile, certo. Sì, no, molto interessante Nicolas e anche Giovanna. C'è sempre questo problema, secondo me, il caso di Leonardo Donà è emblematico,
perché appunto ha questo atteggiamento che avevo ricordato anch'io positivo nei confronti di Palazzo Ducale e anche nelle processioni del Corpus Domini. La processione del Corpus Domini nel 1606, ormai in piena battaglia di interdetto, è in realtà una processione abbastanza fastosa, dove ci sono dei soleri delle scuole grandi che hanno un significato politico abbastanza importante, mentre invece Leonardo Donà, come sappiamo, conduce questa battaglia personale. Secondo me, Nicolas, è sempre difficile certe volte la storia veneziana appunto valutare con precisione gli aspetti personali, come in questo caso di Leonardo Donà, insieme ad un aspetto comunque di magnificenza della Repubblica di Venezia, insomma, nel senso che Leonardo Donà aveva senz'altro una personalità completamente opposta a quella di Marino Grimani e quindi nelle cose personali magari, questa è la mia ipotesi, era più modesto, però quando si tratta invece di un aspetto celebratorio pubblico come quello del Palazzo Ducale o della processione in Piazza San Marco, si schiera più dalla parte della tradizione, favorendo una certa, fra virgolette, magnificenza o una certa continuità anche con persone come Marino Grimani, che invece hanno una personalità loro diversa, ecco, insomma. E io questo lo riscontro anche in altri dogi, da Francesco Foscari ad Agostino Barbarigo, allo stesso Gritti, insomma. È difficile certe volte appunto distinguere questi aspetti personali, che possono essere molto diversi, da una generale o meno esaltazione pubblica della Repubblica e dei suoi valori. Ecco, è una cosa che dobbiamo valutare con molta attenzione di volta in volta. Vedo che abbiamo un'altra domanda, una domanda da Giorgio Tagliaferro, sì, a cui passo la parola. Grazie, intanto complimenti per gli interventi molto interessanti. Volevo fare un commento che in realtà ha già fatto Matteo Casini, per cui lo risparmio, però rinforzando questo aspetto che in realtà quando si parla c'è un po' una specie di malinteso di fondo quando si parla della Repubblica. Il fatto che sia una Repubblica non toglie che sia uno Stato sovrano, uso il termine tra virgolette perché non è esattamente quello che teniamo noi oggi, però è uno Stato libero e indipendente. La magnificenza fa parte del principe, Venezia ha il suo principe che è il doge, la magnificenza è intrinseca alla figura del doge, e poi è vero che ogni doge la interpreta a suo modo. La storia della Repubblica è fatta, soprattutto dal 400 in avanti, di alti e bassi, diciamo di un andamento altalenante, interazione tra appunto la singola figura del doge e la sua interazione con l'idea di Stato. Insomma, Marino Grimani è un caso particolare che non fa nulla naturalmente per sottrarre, diciamo, importanza alla Repubblica in quanto tale attraverso l'esaltazione della sua persona, perché la sua figura viene esattamente, cioè l'esaltazione del doge viene incanalata attraverso della figura Marino Grimani, del personaggio Marino Grimani, attraverso la figura del doge, quindi di fatto ci sta e va benissimo. La cosa particolare, l'avete messo bene in evidenza, è il modo in cui Marino Grimani eccezionalmente dà importanza a queste manifestazioni pubbliche a 360 gradi, utilizzando differenti contesti e mezzi visivi e performativi nel caso di apparati effimeri e celebrazioni, e lo fa in un modo assolutamente originale, personale, dispiegando mezzi di ogni genere. La sottolineatura dei vari artisti è assolutamente fondamentale. Le due domande, cioè la domanda è una sola ma duplice. Dunque, come conosco la storia del palazzo fino al 500, e le soluzioni, il doge non ha mai una voce in capitolo particolarmente forte per quanto riguarda, a parte alcuni momenti specifici, Foscari per esempio è un caso, però normalmente per tutto il 500 è il Senato il referente per le operazioni di cantiere in palazzo. Quindi volevo capire un po' meglio da Nicolà se con Marino Grimani e Leonardo Donà e altri cambia. Sul fatto che ovviamente poi ci sia una continuità, si torna al discorso di prima, non c'è motivo per cui un doge debba non continuare quello che un altro ha fatto. Al di là del discorso giovani vecchi, poi si potrebbe aprire un convegno a parte.
Quindi questa è la prima domanda. Legata a questa, e non so se invece qui Maria ha una risposta, o anche Nicolà, all'interno della Sala Maggior Consiglio, sulla parete che dà in cortile, c'è un'immagine di Marino Grimani, sue sembianze sono prestate al personaggio Sebastiano Ziani nella consegna del Cero da parte di Alessandro III. È un caso eccezionale perché in tutto il ciclo non ci sono ritratti di un individuo, i dogi hanno delle fattezze completamente idealizzate. Quindi è un caso ancora di questa sua campagna di autorappresentazione, se vogliamo dire. La domanda è se avete qualche notizia sul dipinto di Leandro Bassano, del pittore quindi che ha già ritratto varie volte il Doge, e la domanda è se avete qualche idea precisa su come sia avvenuto questo inserimento, facendo notare che il dipinto è praticamente un rifacimento di un dipinto che probabilmente, se realizzato a quella data, siamo all'inizio del 600, era nato distrutto, danneggiato probabilmente dalle piogge, dall'acqua piovana. Cioè. Grazie. Grazie Giorgio per le tue domande. Io risponderei subito alla questione diciamo istituzionale, la funzione del Doge nella definizione di progetti di Palazzo Ducale. Ed è vero, si è sempre scritto che è il Senato che decide, che approva i progetti. Questo è il processo istituzionale. Però in pratica delle delibere relative al progetto del primo 600, però è la stessa cosa dopo l'incendio del 74, delle delibere che vengono discusse in Senato e approvate dal Senato sono molto rare, nel senso che il Senato approva un'idea di massima, però poi tutti i dettagli vengono definiti dai 3 provveditori, in quel caso i revisori alla Corte di Palazzo, assieme al collegio, quindi assieme al Doge e alla Serenissima. E questa configurazione consente una certa, diciamo, un gruppo abbastanza ristretto di personalità di definire il progetto. Allora, tra il cantiere degli anni 70 e il cantiere del primo 600 c'è una riforma istituzionale importante, la riforma del Consiglio dei 10, che ha come conseguenza che i fondi stanziati per il cantiere devono essere approvati dal Senato. E sono quelle le delibere che vediamo passare, non sono delle delibere dove si sceglie una forma, un progetto o l'altro. Sono soltanto dei stanziamenti di fondi, mentre prima dell'82 questi fondi erano stanziati dal Consiglio dei 10. Quindi anche se il Senato che decide, che definisce questi progetti, c'è possibilità per un Doge assieme a un gruppo abbastanza ristretto di patrizi di dare un orientamento abbastanza netto al progetto. E sì, la delibera del Senato che approva il progetto del Corte di Palazzo, da questo punto di vista, è molto eloquente. Il Senato approva l'alzato, cioè di continuare il prospetto rinascimentale sotto le 2 ali gotiche, e dice che invece per la definizione della planimetria, cioè delle funzioni delle singole stanze, se ne dovrà discutere nuovamente in collegio. Quindi in pratica danno una carta in bianco al Doge e ai provveditori per definire e aggiornare man mano il progetto. Sì, scusami, non so se però il collegio risponde così tanto alla figura del Doge, no? Cioè... Se lei vuole rispondere? Sì, Giorgio aveva qualcosa da aggiungere. Ah, non si sentiva? Non ti sentiamo? Ho il microfono. No, in realtà noi ti sentiamo, forse okay. è un problema per Clio e Nicolà, ma noi ti sentiamo. Sì, ci sentiamo adesso. No, dicevo solo che sarei cauto comunque nell'associare il collegio con la volontà del Doge, solo questo. Però grazie per il chiarimento, è importante. E Maria, adesso se vuoi... No, io sulla seconda questione francamente non so aggiungere nulla.
sul discorso delle fattezze, insomma, di Marino Grimani in veste di Sebastiano Zani, quindi mi dispiace, ma su quello non posso aggiungere niente. Forse Nicolà sa dire qualcosa in più, ma... No, su quel quadro non ho informazioni precise e sembra che comunque la figura di Sebastiano Ziani come doge, diciamo, delle origini sia una figura abbastanza consensuale, nel senso che lo vediamo anche sulla facciata di San Giorgio Maggiore e lì abbiamo dietro probabilmente Leonardo Donà o Marco Antonio Memmo e quindi forse la ripresa nel ciclo del Maggior Consiglio di Sebastiano Ziani come un doge così antico che non è legato a nessuna casata specifica può essere appropriato dai successivi dogi nei cicli iconografici sviluppati a Palazzo Ducale. È un caso unico, ma quello dipinto, ma insomma, interessante, insomma, tutto quello che avete detto è un bellissimo quadro, grazie. Ho visto una domanda da Anna Bellavitis, però lei è sicura che non vuole... Grazie, più che altro è tardi, per cui non volevo... e soprattutto ho cominciato a sentire all'inizio, poi ho dovuto andare a una riunione che pensavo fosse breve, invece è stata lunga, quindi non ho sentito praticamente la maggior parte della conferenza. Per cui la sola domanda che volevo fare, ma magari ne parliamo in separata sede, è se avete... All'inizio ho sentito parlare degli archivi privati, se l'archivio privato Grimani e o Morosini sono stati utilizzati e cosa c'era dentro, ma immagino che si potrà parlare in un altro momento eventualmente. Grazie. Molto brevemente, così proprio in modo telegrafico, ho utilizzato 2 fondi. Il primo è il Grimani Barbarigo, che è più propriamente la commissaria del Doge, quindi non è un archivio privato in senso stretto, invece l'archivio dei Grimani di San Luca, ora San Tomà, che è un archivio privato, l'archivio della famiglia, è quello che è confluito nel 2006 nell'archivio di Stato. Il più interessante è il primo, cioè il fondo del Doge, che ha documentazione quasi solo cinquecentesca, mentre nell'archivio di famiglia, quello vero e proprio, mancano delle parti fondamentali, tra cui la documentazione relativa al palazzo, no? Mi risultano diversi disegni, cose varie che sono spariti. Quindi sì, la commissaria del Doge è molto interessante, appunto non era inventariato questo fondo, quindi ci ho messo le mani un po' così alla cieca all'inizio, ecco. Grazie mille. Grazie. Vedo che la Gatti ha un commento. O no? Era soltanto l'informazione della discussione. Ah, ok, quindi abbiamo altre domande? C'è qualcuno che vuole scrivere nel chat? È stato già un dibattito molto, molto bello. No, così entro un po' a gamba tesa, scusatemi, soltanto per sollevare una questione, ma appunto, come diceva Anna, è tardi, quindi magari ne parliamo a una prossima puntata, che è la questione dell'implicazione delle arti. Io sono molto così incuriosita da questo tema, perché è vero che da una parte era un'occasione eccezionale per in qualche modo esserci, no? Esserci anche in una dimensione istituzionale che poi non era così chiara e così diciamo alla portata di mano per appunto gli artigiani, insomma la cosiddetta classe media, no? Però è altrettanto vero che spesso la partecipazione a queste cerimonie da parte delle arti, almeno io così ho in testa la lettura, devo dire, bellissima della descrizione appunto dell'arrivo di Enrico III a Venezia e la sollecitazione degli speziali da medicina, no? A cui vengono imposte tutta una serie di spese, perché poi di spese anche si tratta, che insomma
crea sempre questa dimensione di ambiguità tra l'esserci perché appunto in qualche modo è un'occasione di esibizione anche del proprio status e del proprio potere, e poi invece la dimensione coatta in un certo senso di queste prassi cerimoniali che per le arti costituiscono un vero e proprio colossale dispendio, tanto che nel caso di Enrico III è addirittura il Gastaldo degli Speziali che impegna i propri fondi personali, per fortuna era un personaggio ricchissimo e ben abbiente, per poter sopperire a quelle che sono le esigenze assolutamente imposte dalla Repubblica, dal tipo di tessuti scelti, insomma è davvero secondo me una componente, un elemento su cui bisognerebbe ragionare, no? Perché c'è la dimensione attiva e quella appunto dello sfarzo esibito, come ovvio che sia da parte del doge o del corpo istituzionale, e poi c'è la dimensione certo altrettanto attiva ma coatta di chi queste diciamo così cerimonie subisce e a cui deve in qualche modo rispondere. Matteo. È colpa vostra, tirate fuori argomenti su cui ho lavorato. Dunque, io qua posso rispondere perché in realtà me ne ero già un po' occupato di questa cosa. Poi le arti e anche le scuole piccole è molto interessante. Allora io posso dirvi una cosa che avevo concluso tempo fa, ma che mi si sta confermando da ricerche più recenti. Secondo me c'è un'eclissi parziale almeno delle arti e delle scuole piccole fra 400 e 500 per la mancanza delle cerimonie delle dogaresse, perché appunto non ce n'erano state, e per la fine, ed è un argomento che è stato tirato fuori qua, delle giostre a Venezia. Giostre nelle quali, e scusatemi, dobbiamo veramente ritornare indietro ancora di 100-150 anni, erano di fatto terminate dopo il 1485, nelle quali le arti, no, gli orefici, le arti di lusso avevano un ruolo molto importante, addirittura offrivano i pali per le grandi giostre. Quindi io a suo tempo, quando avevo fatto questa analisi arrivando anche fino alla Grimani, avevo ipotizzato un rinascere cerimoniale delle arti proprio con la cerimonia che citava prima Maria, e anche delle scuole, perché certe volte vengono anche proprio le scuole, le piccole confraternite, probabilmente legate alle arti, lì bisognerebbe studiare meglio, proprio con le cerimonie che giustamente Maria citava prima della dogaressa Priuli nel 1557. Per un lungo periodo, anche dai diari del Marin Sanudo, a me sembra che le arti in generale, almeno nelle grandi cerimonie pubbliche, si siano un po' messe, poi tutto d'un tratto vengono recuperate, e io ti dico che quello che tu dici per il 1574 avviene già per la dogaressa. Si lamentano, io ricordo che si lamentano di questo nuovo carico eccessivo. La mia opinione è che anche per l'intervento di nuovi attori protagonisti come le compagnie della calza, che hanno certi ruoli organizzatori fra metà 4 e metà 5, le arti abbiano avuto per un certo periodo una sorta di declino come intervento diretto, poi vengono appunto resuscitate dagli anni 50 e ancora adesso con la dogaressa Grimani. E questo pone un problema, come dici tu, sì, bene, partecipiamo, siamo tutti bravi, eccetera, però il governo dice: mi costruisci l'arco effimero per la dogaressa Priuli? Sì, e chi paga? Paghi tu? No, pagate voi. Poi ci sono altre categorie come gli ebrei che vengono coinvolti spesso controvoglia per fornire le tappezzerie, eccetera. Quindi è molto interessante, questo manca, uno studio, come appunto dici anche tu, del rapporto fra le arti e anche le scuole piccole che non intervengono nelle processioni ducali, per esempio. Intervengono sì, ma devono portare i doppieri d'argento, che sono costosi, ma poi non li deportano loro, perché non sono nel corteo processionale. Vengono appesi
a questi, diciamo, protezioni, no? Le pianelle che venivano messe per proteggere la protezione e vengono poi accese quando passa il capitolo dei preti di San Marco. Quindi non possono partecipare, ma devono comunque contribuire ogni scuola piccola con 4 doppieri d'argento, che non è che, insomma, un doppiere d'argento, come sappiamo, non è che costa pochissimo. Ecco, quindi l'argomento che tiri fuori tu è molto interessante e anche poco studiato, e secondo me anche perché per un certo periodo ci sono poche fonti, e questo è molto interessante. Questa è la mia ipotesi, ma ci vorrebbero ricerche molto più interessanti. Da questo punto di vista le cerimonie che citavi tu, Maria, sono fondamentali. Le cerimonie degli anni 50 per la dogaressa Priuli sono veramente un punto di ripartenza sotto molti punti di vista di un'antica cerimonialità veneziana 3 e 400esca. Grazie. Sì, a questo proposito gli archivi delle arti che ho potuto consultare in Archivio di Stato danno purtroppo pochi elementi. C'è una corporazione, non ricordo più adesso quale sia, che conserva nella propria sede frammenti degli addobbi realizzati in occasione dell'ingresso di Morosina a Morosini nel primo 600, ed è vero che alcune corporazioni facevano fatica a partecipare o si rifiutavano, e c'è un aneddoto abbastanza significativo nella Mariegola dei barcaroli che vengono coinvolti ogni anno nella costruzione del ponte votivo del Redentore. Viene diciamo, organizzato un sistema di turni. Ogni anno si sono segnati i nomi dei barcaroli che hanno prestato la propria barca per il ponte votivo, perché succede spesso che proprio ad inizio luglio di ogni anno, quando c'è bisogno di barche per costruire il ponte votivo, per caso tutte le barche di tutti i barcaroli si trovano in Laguna Nord, a Chioggia, in zone molto distanti dalla città, e non possono essere messe a disposizione. Quindi la giustizia vecchia riunisce, cioè convoca il gastallo dei barcaroli, e viene definito quel sistema di turni. Però i conflitti erano molto più seri quando si trattavano di allestimenti costosi come questi doppieri d'argento, ed è vero che coinvolgevano tutte le arti, non soltanto quelli dei mestieri, ma anche le scuole piccole. Non so se Maria hai qualcosa da aggiungere a riguardo. No, solo che è un tema molto interessante davvero, questo delle arti, anche della questione della spesa, no? Da un lato è una vetrina, dall'altro è una vetrina coatta per certi versi, come si diceva, quindi è davvero interessante, sarebbe da approfondire. Approfitto anche per ringraziare per tutti gli spunti che sono stati dati finora, veramente io continuo a segnarmi cose interessanti che ho sentito. Grazie sinceramente davvero per tutte le cose che avete condiviso, per la discussione molto, molto preziosa. Ho visto adesso che c'era una domanda sul ruolo politico della dogaressa. Anna Bellaviti si è già risposto in modo molto chiaro ed eloquente, ed è esattamente così, cioè assolutamente no, non ha un potere, è stato avanzato tempo fa, come dire, è stata avanzata un'ipotesi che voleva, ecco, dare un qualche potere anche se parziale alla dogaressa, eccetera. No, la verità è, anch'io sono pienamente d'accordo, no. La dogaressa è visibile, questo sì, soprattutto nel Cinquecento. La dogaressa deve essere visibile, c'è una serie di norme che codificano il suo abbigliamento. Ogni volta che lei è in pubblico deve essere vestita d'oro, ci sono donzelle che le tengono il manto, però è semplicemente la visibilità. Lei porta in giro col suo corpo la magnificenza della Repubblica quando si muove nello spazio pubblico. Questo è tutto. E anche quello è potere, no? Possiamo anche dire Su questo no? possiamo discutere, sì.
Ziglia Dandolo, per quello che ho indagato, insomma, lei interpretò quel ruolo, io non direi potere, direi un ruolo con una certa consapevolezza e lo fece, ecco, guadagnandoci anche forse un po' di autostima, ecco, però da qui a parlare di potere secondo me ce ne passa, ecco. Posso dire una cosa Sì, su anch'io. questo? Noi tendiamo a usare la parola potere in un modo un po' così. Il tema della magnificenza, se usciamo un attimo da Venezia, è al centro del dibattito del principe dal 400 ed è una componente fondamentale di chiunque governi. Noi tendiamo a usare anche spesso il termine arte e potere, ma questa è rappresentazione. E se tu non hai rappresentazione, al di là della visibilità, ma rappresentazione come principe, che tu sia in una repubblica o che tu sia in un principato, non esisti. E l'evoluzione che questo principio ha è quello che poi si percepisce verso la fine del Cinquecento, quando i sovrani cominciano a sviluppare quello che diventa insomma il modo diverso di concepire il rapporto tra principe e sudditi, che è quello un po' hobbesiano, no? Se vogliamo. Ed è fondamentale la presenza del suddito attorno al sovrano. E senza la rappresentazione non c'è, manca tutto. Quindi il discorso, sì, se vogliamo, è potere, ma bisogna dare una definizione di questi aspetti. La dogaressa non ha potere, ma fa parte di un discorso di rappresentazione di cui beneficia naturalmente la Repubblica, ma la Repubblica come entità politico-amministrativa e quant'altro, insomma. No, ma certo, Giorgio, ci mancherebbe in questo senso, naturalmente, il mio brevissimo inciso. No, ma non intendevo mica criticare nessuno, era per costruire invece un discorso in cui anche il discorso di sfarzo, perché a Venezia si ha in continuazione la critica dello sfarzo della scuola di San Rocco, poi però invece va bene anche, perché poi l'importante è dire, ma poi quello che viene fatto è un'altra cosa. E ribadisco, il discorso in altre città non viene fuori in un discorso pubblico perché ci sono i principi che lo impediscono. Ma nel 400 a Firenze, quando i medici prendono il sopravvento, il discorso sull'edilizia pubblica c'è come, infatti c'è a Venezia con Francesco Foscari, cioè in questo Venezia non è diverso dalle altre entità. Certamente poi l'unicità della conformazione urbana e politico-amministrativa è ovvia, è sotto gli occhi, ma appunto la figura della dogaressa entra in questo, e più soldi tu hai e mostri, e meglio è, ma per la Repubblica ovviamente. Ma il discorso è affascinante, secondo me è stato messo benissimo in chiaro in questi due seminari, questo seminario di oggi. Vedo Annabella Vitis e dopo vedo che anche Michela Gazzi vorrebbe aggiungere qualcosa, quindi cominciamo con... Mi dispiace di aver risposto in maniera impulsiva a quel no, perché in effetti la cosa andava articolata molto meglio e Maria l'ha fatto e la ringrazio. Ma una cosa che lei ha detto all'inizio, alla quale non avevo mai pensato, ma che è ovvia, ma che è molto importante, che non è madre questa dogaressa, cioè non può avere il ruolo che hanno le regine, che poi diventano anche, che sono già madri, poi diventano vedove, poi diventano reggenti, cioè tutto quel sistema lì non esiste. Ovviamente siamo in Repubblica. Siamo in Repubblica, però c'è un doge che rappresenta la monarchia, con una dogaressa che gli sta vicino, cioè è la complessità poi del sistema veneziano, naturalmente. Però ringrazio Maria perché mi ha fatto saltare agli occhi una cosa alla quale non avevo mai pensato, cioè che la maternità in tutta questa vicenda non c'è. E questo è un potere fortissimo delle donne di potere, cioè delle donne che stanno... Basta, volevo solo dire questo. Sì, una cosa rapidissima. Intanto ringrazio molto per questa precisazione e anche Giorgio prima per quello che ha detto, che è molto importante. C'è solo un margine, credo, da quel poco che ho visto finora. Cioè è vero, la dogaressa partecipa in questa rappresentazione, no? E ci guadagna la Repubblica. C'è però un saggio anche molto bello di Dori Traines, no? Che aveva parlato della Loredana Marcello Mocenigo, questa dogaressa che si defila, che va a vivere alla Giudecca, che si occupa dell'orto, che non gliene importa un fico secco di mettersi gli abiti d'oro e fare la vita da cerimonia, come magari Ziglia Dandolo aveva fatto con piacere. Quindi
c'è un margine, anche se minimo e anche se tutto sommato nascosto, per cui la dogaressa deve comunque partecipare a questo gioco, no? E deve metterci il suo, anche se poi non ha un potere effettivo, come abbiamo detto chiaramente. E indagare questi piccoli spazi, almeno a mio avviso, è molto interessante. No? Anche Morosini, sto cercando un po' di capire cosa fa negli anni in cui è in Palazzo Ducale, ci sono alcuni indizi, eccetera. Questi margini, questi piccoli spazi che si riescono a ricavare, come vengono gestiti. Anche questa è una prospettiva che credo sia interessante. Stabilito che potere non ne ha, insomma, ecco. Possiamo passare la parola a Michela Gazzi? No? Non la vedo. Beh, forse Michela ha avuto qualche problema di connessione, oppure giustamente, vista l'ora tarda, aveva anche altri impegni, non so, una vita per esempio, no? E quindi è possibile che ci abbia già lasciati, che si sia sconnessa dalla riunione. Ah no. Ecco, vediamo un PC che non ha l'uso del microfono. Michela, se ci vuoi scrivere eventualmente la tua domanda, la possiamo leggere naturalmente, o il tuo commento, oppure un'altra volta, come preferisci. Scusate, mentre Michela scrive la domanda, posso attaccarmi a quello che ha detto Maria per rilanciare quello che ha detto, che è importantissimo. Palazzo Ducale non viene mai analizzato come luogo di presenza femminile, attenzione, mai. Mentre invece se si legge Rota, a un certo momento lui dice una bellissima cosa nella descrizione, dove tutto è incentrato sulla presenza di lei. Intanto tutto l'itinerario è fatto in modo che si arrivi a quando lei si siede in trono nel Maggior Consiglio, e lì acquista tutta diventa la bellezza che lui ha descritto prima. Ed è questa la cosa interessante. Lui dà una descrizione, dice la sala più bella del mondo, ma per dimostrare questo deve passare attraverso la celebrazione poi della dogaressa. Cioè diventa presenza femminile importante. Naturalmente si può relativizzare volendo, però in realtà non è mai stato visto come un luogo di presenza femminile, e questo è un po' sbagliato forse, perché se non altro il corpo femminile nelle decorazioni, anche se trasfigurato, c'è ovunque, insomma. Molto molto interessante, Maria. Neanche Piazza San Marco, come sto scoprendo io. Non c'è presenza femminile attiva, c'è solo passiva. Abbiamo un sacco di progetti quindi da portare avanti, mi pare un'ottima cosa. Vedo che sì, abbiamo questa domanda scritta che le dice: conosco meglio la situazione medievale, le promissioni dogali duecentesche sono ricche di riferimento su obblighi del doge sul manutenzione palazzo, regalie, banchetti e ruolo dogaressa. Quelle del Cinquecento? Punto di domanda. Se Maria, se vuoi rispondere, forse questo. Solo telegraficamente sulla dogaressa, su questo insomma posso rispondere, sono le stesse, non cambia molto. Cioè il divieto di avere il feudo o altre, o le antichissime regalie, il cero, la palma, e tutti questi aspetti sono antichi, per non dire un po' vecchi anche, nel senso che anch'io li ritrovo nei libri di conti e si annota che come il solito, giusto al solito, hanno ricevuto, hanno fatto, eccetera. Non c'è una grossa variazione da quello per quel che riguarda nello specifico il ruolo della dogaressa. Poi non so, Nicola, se vuoi aggiungere altro su questo? Se volete dico qualcosa io, ma poi dopo vedete. Io ho analizzato tutte le promissioni ducali in dettaglio diciamo, dal 300 anche al 600,
e ci sono anche qui delle ondate. C'è un'ondata molto importante, sicuramente che corrisponde con la seconda metà del 400, le correzioni alla promissione dogale, che si facevano appunto quando il doge moriva e che intendevano correggere i comportamenti non ritenuti consoni con il governo del patriziato dopo la morte del doge. Per rispondere appunto sul lungo periodo avevo trovato grossi interventi soprattutto nella seconda metà del 400 con Cristoforo Moro e con lo stesso con Marco Barbarigo, insomma, eccetera, e poi naturalmente con i grandi interventi del primo 500 contro Agostino Barbarigo. Poi avevo trovato, non so se Nicola, anche tu hai fatto una ricerca così, comunque avevo trovato lungo il 500 una certa, diciamo, calma e poi un risorgere un pochettino di più verso i primi del 600 e poi, come si diceva prima con Maria, verso la fine del 600, però lì c'è poi dopo l'intervento di Francesco Morosini è tutto un altro periodo. Però le correzioni alla promissione dogale, cioè le cose che il doge può fare e non può fare, dipendono ancora una volta, ritorniamo al punto di prima, dalla personalità dogale, da quanto la personalità dogale del doge tenta di forzare quelli che sono i limiti in qualche modo imposti da quella che, così con un termine moderno un po' strano, chiamiamola Costituzione di Venezia. Ed è chiaro che nell'epoca post serrata del Maggior Consiglio fra 300 o 400, in cui la struttura costituzionale del patriziato appunto si assesta, gli attacchi al doge sono più forti, sono più eccetera, mentre nel 500, da quel che ricordo, tendono un po' ad attenuarsi. Ecco. Quindi comunque la storia delle correzioni della promissione dogale, che appunto introducono le nuove regole contro le novità introdotte dal doge appena defunto, sono molto interessanti e vanno studiate con molta attenzione alla cronologia. Scusate. Sì, sono assolutamente sì, d'accordo. E per cosa riguarda Antonio Priuli, del quale ho parlato oggi, quando si candida ad Doge si sa benissimo le sue intenzioni, cioè avendo gestito questo cantiere per 20 anni si sa la sua magnificenza e si cerca di vietare a Antonio Priuli di usare la sala del Maggior Consiglio per un banchetto in occasione della sua elezione e quella parte proposta dai correttori della promissione ducale non viene approvata. Quindi anche questi testi secondo me non sono lì soltanto per correggere il mandato del doge precedente, ma talvolta cercano di anticipare alcune innovazioni che alcuni candidati potrebbero attuare. Però per cosa riguardano, diciamo, le spese legate al cantiere, che è un aspetto molto importante delle promissioni ducali medievali, con l'idea che le arti collaboravano e contribuivano alla manutenzione del palazzo, non ci sono grandi innovazioni, però alcuni elementi rimangono scritti. Ad esempio il primo articolo della Mariegola dei Fabbri specifica ancora nel 600 che devono contribuire cioè lavorare a palazzo se in caso di necessità. Non so quanto questa consuetudine fosse ancora applicata nel 600. Mi sono interessato alle coperture piombe del palazzo e non ho visto grande impegno dell'arte, anzi si usa in quel momento piuttosto il mercato internazionale per comprare metallo e non si passa più tramite l'arte dei fabbri, quindi si avrà una consuetudine, un elemento scritto che rimane scritto ma non viene più utilizzato in sede di cantiere. Benissimo, grazie Maria, grazie moltissimo, grazie Nicolà. Il dibattito è durato quasi un'ora e mezza, quindi direi che ci possiamo ritenere tutti soddisfatti. E io sono davvero molto felice che non soltanto il pubblico sia sempre così numeroso, ma anche che resista
fin oltre le 2 ore previste. Io vi saluterei ringraziando ancora i nostri relatori e ricordandovi il nostro prossimo appuntamento, che sarà l'11 marzo. Accoglieremo Jean-François Chauvard e Teresa Bernardi, che ci presenteranno un seminario dedicato a un progetto di ricerca, un progetto internazionale finanziato dall'Agence Nationale de la Recherche francese, che è dedicato appunto ai processetti, e il titolo del seminario sarà Disciplinare il matrimonio, tracciare la mobilità, riconoscere le relazioni, alcune considerazioni sui processetti matrimoniali veneziani. Chiaramente siamo sempre in epoca moderna e speriamo che questo seminario potrà in un certo senso anche consentirci di continuare i discorsi già iniziati, non soltanto in questo contesto, ma anche nell'ambito del appunto seminario dedicato alle Mariegole veneziane, e poi magari proseguiremo ulteriormente col seminario dedicato alla Corporazione dei Pittori. Vi ringrazio ancora tantissimo Maria e Nicolà per questo splendido seminario, un carissimo saluto a tutti, specialmente a Matteo, che è decisamente il nostro supporter principale, la nostra colonna del dibattito, che ringraziamo tanto. Un saluto e ci vediamo l'11 marzo, non mancate. Arrivederci.